Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore, poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché. Invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Piansi anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta. Lui faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta. Ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Amore, gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è. Sono quelli innamorati come te. Attualissima questa canzone di Mia Martini, gli uomini non cambiano, devono cambiare assolutamente, certi uomini, non tutti, ma molti, visto i numeri che abbiamo di femminicidi non solo in Italia ma in Europa e nel mondo. Penso che veramente devono fare un passo in avanti come abbiamo sempre cercato di fare noi. Ecco, ci siamo elevate noi, loro invece fanno fatica ad elevarsi, non si sa perché, però io vorrei parlare di persone, perché dividere anche tra uomini e donne, ragazze e ragazzi, bambini e bambini, sarebbe ora di finirla e parlare di persone. Ne parleremo questa mattina con la professoressa Michela Possamai, docente di psicologia educativi e clinica nelle scuole e anche in casi di abusi all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia. Grazie professoressa Possamai. Grazie a lei Mirella, buongiorno a tutti. E grazie anche a Oscar Miotti, psicologo, psicoterapeuta, è collegato con noi anche il dottor Miotti. Allora io vorrei iniziare proprio dalla professoressa Possamai.
mi sembra che stiamo ancora cercando di far capire che non si può più discriminare. Qui dobbiamo parlare di persone che si devono unire, forse sì, gli uomini forse un po' di più delle donne, visto che ci siamo sempre messe in prima linea, basta vedere cosa è successo nel mondo del volontariato, anche su temi molto delicati della donna, ad esempio le gravi malattie, i tumori, sono rimboccate le maniche, aperto associazioni, vanno a far fiaccolate, marce, raccolgono fondi per autofinanziarsi, però è ora che anche qualcun altro faccia la sua parte. E qui, professoressa, io direi che soprattutto dovrebbe farlo anche la politica e smetterla con certi personaggi che vanno in televisione a dire quello che vogliono per avere magari qualche voto da un popolo anche di ignoranti, come li ha chiamati ieri il professor Pregliasco, ma perché ignorano l'educazione, il rispetto, l'etica soprattutto che dovrebbe avere la politica, perché è da là che si parte il buon esempio. Prego, professoressa. Ieri sera ascoltavo un dibattito in cui è stato ricordato non uno psicologo, sa Mirella, ma un economista, il professor Cipolla. E il professor Cipolla racconta e dice in molti dei suoi interventi di commento anche alla situazione finanziaria del nostro paese, nel mondo, europea, che è un problema di scelte stupide che le persone commettono quando in qualche modo si rendono partecipi di atti violenti che si usano non soltanto con gli aspetti fisici ma con le parole. La stupidità, quella che non ci consente di intenderci, è ignorare l'altro, è non lasciarlo finire di parlare, ostruire il suo pensiero, generare conflitti che poi non si riesce in qualche modo a gestire perché non si hanno apprese in epoca infantile le competenze per gestire le emozioni. Soprattutto io credo, questo pensiero mi ha fatto molto riflettere perché effettivamente si fa presto, mi permetta, non vuole essere un insulto, ma dire qualcosa che è stupido, lei ha detto prima ignoranti, no? Ma è un fatto proprio culturale, la parola stupidità ci fa dire che è un fatto culturale prima di educazione. In questi giorni abbiamo sentito tanti interventi anche politici su affermazione di ministri, il ministro dell'istruzione, il ministro dell'interno, abbiamo ricevuto, tante scuole hanno ricevuto anche indicazioni di un minuto di silenzio da osservare, a mio parere, sempre scrupolosamente, perché stare in silenzio è sempre un bel atteggiamento da far imparare ai bambini e ai ragazzi, però io credo che queste cose non bastino, è un fatto culturale e se io penso alla cultura mi viene da dire che la prima cosa che dobbiamo rinnescare, come trapiantare di nuovo nel nostro modo di stare con gli altri, è il concetto di cura. So quanto le sia affezionato il termine volontariato, però non mi riferisco solo al volontariato, mi riferisco proprio a quegli atteggiamenti di cura che dovrebbero abitare tutte le nostre relazioni, non solo degli uomini, non solo delle donne, ma di tutto il genere umano. E la cura non è che si nasca con questa abitudine, non siamo più figli di Rousseau, non siamo più nell'Ottocento, la cura si impara. La cura si deve gestire, ma con chi? Con testimoni autentici, con esperienze e con testimoni autentici. Di chi ha sofferto, certo, mi sta bene, come nei dibattiti a cui assistiamo in questi giorni, più o meno intelligenti, ma soprattutto con i ragazzi. Far fare loro delle esperienze di cura dell'altro, di empatia, perché altrimenti non possiamo sentire con l'altro se non siamo autentici con le nostre capacità di aver cura dell'altro. Mi viene da risponderle così. No, molto chiara, professoressa, la ringrazio per queste parole che fanno molto riflettere, dovrebbero far riflettere chi ti sta ascoltando e non solo. Allora, dottor Miotti, come commenta le parole della professoressa Possamai? So che siete in sintonia, non a caso avete scelto di fare questo lavoro impegnativo non da poco, è difficilissimo, specialmente con certi genitori, io non so neanche come la fate, perché veramente io rimango esterrefatta a certe espressioni, a certe prese di posizioni, che questo genitore continua a mettere la polvere sotto il tappeto, non vuole parlarne, non vuole ascoltare, non vuole vedere e sta facendo del male poi a tutta la società, perché poi quando questa
questi ragazzi, i loro figli escono, fanno del male a tutti. Io non posso sentire che gli anziani hanno paura di uscire di casa perché vedono il diverso come un mostro. Io non posso sentire i bambini e i ragazzi che sono chiusi nelle stanze perché hanno paura di andare a scuola, ma perché sono stati bullizzati e nessuno ha il coraggio di dirlo. Ecco, sta nuova forma di autolesionismo che è impressionante. Prego, dottor Miotti. Allora, tanto buongiorno Mirella, grazie dell'invito. Sicuramente il fatto che i ragazzi facciano delle esperienze dirette di prendersi cura, oppure l'altro giorno in teatro qui a Castelfranco avevamo 300 ragazzi delle medie e parlavamo di violenza di genere e li abbiamo fatti partecipare, c'era questo teatro che veniva fatto e loro sono entrati nella scena, hanno cominciato loro a parlare al posto degli artisti, dell'artista tra l'altro che stava facendo un monologo. Ecco, questo sicuramente è uno dei modi attraverso i quali noi coinvolgiamo i ragazzi, non sono solo spettatori, ma devono diventare anche protagonisti del cambiamento. Se mi permetti, volevo tornare alla canzone che hai messo, che mi ha così fatto molto riflettere, una canzone che conosco, però ecco, gli uomini fanno fatica a cambiare, ma devono cambiare, anzi io ti dico, possono cambiare, se no io non farei più questo mestiere, andrei a coltivare il radicchio trevigiano, andrei a fare altro, perché ecco, io credo proprio e io mi impegno con tutto me stesso intanto a cambiare io, perché anch'io sono figlio di una certa mentalità e questo è indubbio. Però ecco, ho una preoccupazione, volevo dirlo chiaramente, noi non dobbiamo dividerci, tu parlavi di persone giustamente, io sono d'accordo, perché altrimenti se cominciamo a dire che ci sono gli uomini cattivi che non cambiano, ho paura che questa cosa porterà a un inasprimento anche della violenza. Non so se tu sei d'accordo, se anche Michela Possamai è d'accordo su questo. Allora adesso, visto che abbiamo parlato di ragazzi, io sono stata invitata su 2 scuole, al Mazzotti e a Ricatti a Treviso. Allora andiamo a vedere, non ho voluto il microfono assolutamente, mi sono seduta tra di loro, non nei piani alti, proprio per farli diventare protagonisti. E quello che ho capito e quello che ho sentito mi ha lasciato esterrefatta. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Quando vi vedono come vi abbracciano, pensate che io non li conosco, è la prima cosa che fanno, non li ho mai visti, mi abbracciano e mi baciano, mai visti, perché hanno bisogno del contatto, di sentirsi anche loro amati. Tu cosa vuoi dire? No, anch'io, altre volte dormo. Bello? Dove ad esempio? Ma più che altro, ad esempio io ho un cugino e vado spesso da lui e da lui trovo. Quanto belli sono, diglielo ai tuoi compagni, ai tuoi amici. No, sì, è carino. È vero che sono sempre sorridenti. Sì. Sempre. Loro sono sempre sorridenti. E quando sei con lui, cosa provi? Lo senti diverso o secondo te è una normalità? Allora, stavamo parlando di disabilità, che a me proprio è una parola che dà fastidio, e volevo parlare di inclusività. Allora, quello che ho capito da questi ragazzi, e sono rimasta incredibile, quando ho chiesto loro cosa sono i CEOD, non li conoscono. Ma il bello è che non li conoscono neanche i loro professori, quelli almeno che erano presenti. Poi gli ho chiesto, vi piacerebbe incontrare questi ragazzi? Mi hanno detto di sì. Uno solo mi ha detto non gli interessa. E gli ho detto perché non ti interessa? Non mi prende, non so. Poi ho capito che questo ragazzo forse era lui il diversamente abile perché era stato bullizzato. Perciò lui in quel momento si sentiva disabile e non voleva parlarne, non voleva il confronto, perché il confronto fa male.
E questo è successo a Ricatti e spero veramente che qualcuno ascolti le mie parole e capisca quanta strada dobbiamo fare per unire, per parlare di comunità, per parlare di società degna di questo nome, anche nella scuola, perché io sono andata nelle scuole, sono andata là con loro, in mezzo a loro, ho lasciato parlare loro e senza microfono, perché non si doveva essere protagonisti, si doveva dialogare, parlare di temi importanti come il tema della fragilità. Ma quello che mi ha colpito ancora di più è che quando davo la parola a questi ragazzi senza microfono, con le telecamere dietro, intanto vedete che si riprende sì o no, questi ragazzi si emozionavano. Quando davo la parola, loro si emozionavano a parlare, partivano piano, poi si guardavano, avete visto come si guardano tra di loro quando uno parla? E poi invece questa voce cominciava a salire perché forse si fidavano, ero seduta tra di loro, avete visto, non nella cattedrona, che no, proprio non mi può fregare di meno, ma volevo sentire qual era il problema che non abbiamo questi ragazzi nel mondo del volontariato. Come mai non li abbiamo? E Treviso specialmente. Allora inizierei dalla professoressa Possamai. Prego professoressa. Perché sa, cara Mirella, le persone a cui lei si riferisce e sono quelle per cui si potrebbero costruire quelle buone comunità di pratiche, di cura di cui dicevamo sia io che il professor Miotti, in questa società degli influencer sono invisibili. I ragazzi non hanno esperienze tangibili, concrete, voglio dire in diretta, come quella sua di vederla lì fisicamente, di un ragazzino che funziona in maniera diversa, di quante possibilità possa offrire anche un bambino che ha un funzionamento diverso da loro, ma non necessariamente fa audience. Viviamo in una società che è interconnessa, ma in una società che non si può permettere dei diversi. Che sceglie una pubblicità, e non mi riferisco a un marketing, ma sceglie una modalità di comunicare dove tutto sembra prestazionale e perfetto. I ragazzi sono quelli i modelli che vedono e sono modelli che non gli consentono di parlare, sono dei modelli che loro vedono e che sognano e che idealizzano. Il problema è che bisogna riportarli, come spesso io dico anche agli adulti, purtroppo, fare delle messe a terra educative. Io le chiamo così. Mettiamoli a terra sti ragazzi, come ha fatto lei. La sua prossemica, il suo modo di stare con loro in relazione, qual era? L'ha detto bene, non era nella cattedra, non la vedevano alta, non la vedevano in un video, l'hanno vista veramente. E lei ha parlato di alcune cose. E siamo così noi in grado come adulti di far vedere loro le povertà, le differenze, gli insuccessi, i fallimenti, le persone che sono in qualche modo in una condizione di non prestazione. Guardi che questo dopo la pandemia, secondo me, è un elemento che ha scatenato molti disagi tra gli adolescenti. Il non trovarsi più in un contesto di vita reale, di face to face, ma di many to many. Questa è la modalità sulla quale loro vivono, sono tra di loro ma hanno uno schermo aperto, dobbiamo renderci conto e noi siamo chiamati a trovare altre strade per parlare con loro. È bella l'immagine, mi permetta, oggi è la giornata del dono, è la giornata del dono, Giving Tuesday. Stamattina commentando con mio figlio, collegato in una radio per bambini, il conduttore ha chiesto a tutti i bambini: che cosa donate voi tutti i giorni? Qual è secondo voi il dono più bello? Fatalità, un bimbo di quasi 6 anni ha risposto: io oggi vorrei donare abbracci. Ma sa quanto difficile? Lei l'ha visto? È difficile toccarsi, perché abbracciarsi prevede tutta una serie di competenze, di abbandono all'altro, di riconoscimento. In effetti, dell'altro. professoressa, io ho iniziato proprio, è tagliato perché non ho potuto far vedere tutto, quando parlo di queste fragilità, che la prima cosa che fanno quando ti vedono ti abbracciano e ti baciano. Loro sono i genuini, sinceri. Loro non guardano il colore o la persona, loro guardano l'abbraccio, hanno bisogno di questo contatto, hanno bisogno che tu li veda, di non essere invisibili. Quando ho intervistato, ho portato via 200 persone tra fragilità, anziani, studenti, siamo andati a San Marco, abbiamo preso anche il Leone d'Oro, ci hanno dato anche il Leone d'Oro in piazza San Marco. E soprattutto quello che ho notato, quando ho dato il microfono invece a queste fragilità, e uno ha detto: professoressa, quando mi vedete per la strada,
chiamatemi, venite a salutarmi, chiamatemi, venite a salutarmi. Ma ci rendiamo conto che forse li abbiamo isolati in una maniera incredibile, quelli che dovrebbero invece insegnare il comportamento, l'educazione. Non uno, professoressa, ha detto sono stanco, una giornata caldissima, siamo partiti alle 8, siamo ritornati alle 7 del sera e ancora ballavano e si divertivano. Ecco, forse dobbiamo capire anche voi, ve lo chiedo veramente, questo è un appello, vi ho invitato anche questa mattina, perché da solo io non ce la faccio e non riesco a capire qualche educatore che forse ha sbagliato lavoro, dovrebbe fare qualcos'altro, se è stanco che vada in pensione, mentre ho visto le nuove realtà, i nuovi educatori che hanno tanta voglia di fare e sono bravissimi, ma c'è questo artiglio alto che sono i vecchi addetti ai lavori che non danno spazio, ho il coraggio di dirle queste cose. Invece li ho visti questi giovani ragazzi preparatissimi, con un calore umano incredibile. Allora, vogliamo lavorare in questa strada o continuiamo invece a non vedere, a non sentire perché? Dottor Miotti, prego. Mi stimoli, Mirella, su questa cosa. Effettivamente riflettevo. Noi abbiamo anche qui a Castelfranco delle buone prassi, per esempio con l'istituto Nightingale, dove sono i ragazzi che diventeranno i nuovi operatori sociali e loro si coinvolgono nei nostri progetti anche nel doposcuola. Però bisogna fare di più. Io porterei anche i ragazzi delle scuole tecniche, no? Che sono prevalentemente maschili, e se no, noi vogliamo educare i giovani all'empatia, bisogna che educhiamo tutti, non quelli che sono già sensibili. È facile, quindi guarda, mi hai fatto venire in mente un'idea in questo senso. Vediamo proprio di fare qualcosa di concreto. Abbiamo un centro importantissimo di diversamente abilità, come dici tu, che è l'Atlantis, no? E sicuramente abbiamo queste risorse. Quindi mi hai fatto riflettere nelle mie facoltà anche di assessore e proporre questo, e credo che magari ti invito, Mirella, se mi dai una mano, perché mi è piaciuto molto quel viaggio in barcone che hai fatto e ti ripeto, porta anche i politici, non sta a negarmi, nel senso che so che tu vuoi buttarci giù, però insomma... No, qualcuno è salvo, qualcuno no, dai dottore, qualcuno ne sa, pochi dire la verità, ma qualcuno ne sa. Ma non sono state la gita in barcone, queste due motonavi che sono partite perché 200 mi hanno detto che era una pazza, dottore, ecco che mi prendevo una responsabilità enorme, non ho voluto genitori, pochissimi educatori, il mondo del volontariato, ma anche poco anche quello, perché io mi fidavo di loro. Io sapevo che loro mi avrebbero premiato proprio con la loro responsabilità. Ecco, e questa responsabilità me la sono fatta nella mia pelle con tanti anni, ecco, di andarli a trovare, di cercare di dare qualcosa a loro, e loro invece mi hanno riempito di questi abbracci, di questi baci, di questi sguardi, di queste coccole che mi fanno capire, ma forse vado via con loro che con gli altri, forse sono più sicura con loro. E in effetti avevo ragione, professore. Lei vedesse alla Fenice con quale attenzione il direttore della Fenice, il dottor Eri, ha premiato una coppia di fidanzatini, li ha fatti diventare soci della Fenice, li ha fatti sedere nel palco reale, fatti scendere nella scala reale dove si scendeva veramente una volta solo il re. Pensate, l'emozione, dottor Miotti, l'emozione. Ho dato il microfono ai studenti e hanno fatto loro le interviste. Ecco, forse dobbiamo lavorare in questo, se vogliamo non parlare più di baby gang, di diversamente agili, di farli diventare protagonisti. Loro vogliono questo, essere loro a gestire la situazione, naturalmente accompagnati da voi perché siete i fondamentali, però loro devono essere i protagonisti. Io non posso andare al Mazzotti e sentire una tavola rotonda di professoroni e poi alla fine questa ragazza che dice ai docenti bravissima, sono stata l'unica che ha battuto le mani.
ma dovete prenderci ognuno con la sua persona, dovete ascoltarci di più, voi dovete ascoltarci di più, e si è rivolta ai docenti. Più di così cosa devono dire questi ragazzi? Non lo so, l'ha detto anche lei adesso, dottor Miotti. Abbiamo Cindy da Vicenza, vai Cindy. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono una maestra elementare della scuola primaria, adesso si dice appunto scuola primaria, e su questa tematica ci terrei a precisare una cosa che mi dà molto fastidio, soprattutto in questi giorni quando si parla di femminicidio, violenza, e si dice la scuola deve insegnare l'educazione. Allora, dai tempi dei tempi, noi maestre elementari della scuola primaria, ok? Parlo della scuola primaria perché poi alle medie e alle superiori si innescano dinamiche diverse, che poi c'è l'adolescenza, eccetera. Io parlo della scuola primaria dove il bambino inizia i rapporti sociali. Quello che vedo io è che noi dai tempi dei tempi, nessuna maestra, cioè tutte le maestre anzi, insegnano la non violenza. Tutte, anche la più antipatica, anche la più incompetente. Nel momento della ricreazione, che lì si vedono le dinamiche fra i compagni, c'è sempre un gruppetto della classe che non riesce a socializzare, non riesce a integrarsi, è violento. Parlo del mio caso, ho una seconda elementare, ho il gruppo X di bambini che abbiamo già parlato con i genitori. Questi bambini dall'anno scorso che sono arrivati in prima non riescono a fare giochi non violenti e si danno calci. Per loro è un gioco, non lo fanno con intenzione, non è che partono da casa dicendo oggi meno il compagno, è un modo di interagire con gli altri, è il loro gioco. Noi gliel'abbiamo detto in tutti i modi, con le buone, con le cattive, con i castighi, non se ne viene fuori. Ne ho parlato con i genitori, ci sono genitori che sono dalla nostra parte. Io dico, lavorate su questa cosa, perché sto bambino perché deve sempre dare calci, perché deve prevaricare sugli altri? E lo fa nel contesto della scuola, perché poi a casa sono degli angioletti, perché sono da soli. Nel branco i bambini si trasformano, non lo fanno apposta. Grande Cindy, grande telefonata importantissima. Cindy, devo accorciare perché sennò non riesco a farti rispondere, che devo andare anche in pubblicità. Grande Cindy, grazie. Grazie di questa testimonianza. Sempre contro la violenza. Grazie sempre. Cindy. Allora, professoressa Possamai, come commentiamo? Devo correre perché l'ora vola. Prego, professoressa. Se ha poco tempo, prima della pubblicità le dico che ha ragione l'insegnante. Come ha ragione questo dibattito a cui abbiamo assistito di pro e contro le ultime uscite del Ministero, del Ministro Valditara, sull'importanza di ristabilire l'educazione sentimentale, come se non ci fosse. C'è. È lo stesso dialogo chimera sull'educazione civica. Non serviva una norma, perché la scuola ce l'aveva già. È il fatto di formare delle persone, dei professionisti che siano competenti come quelli che ha descritto questa maestra, che siano in grado di lavorare sulle relazioni anche quando la campanella suona, che li riconoscano per nome quando sono in ricreazione, che sappiano prendere per mano anche i genitori quando sono in difficoltà, perché sono forse più gli adulti a non vedere questi gesti. Su quei 60 milioni di connessioni totali giornalieri in internet ci sono tutti i bambini dentro, che ci passano ultimi rapporti anche 6 ore al giorno. E cosa vedono secondo lei? Vedono i commenti positivi o i progetti significativi o le facce delle associazioni dei bambini con disabilità? Vedono questo? Vedono gesti estremi? Vedono molto spesso cose non positive, non efficaci, anche dietro un cartone animato non scelto bene. Quindi io sono d'accordo con quella maestra, perfettamente d'accordo. La scuola non ha bisogno di altre norme, ha bisogno di educazione, di comunità. Sentiamo anche il dottor Miotti. Prego, dottor Miotti. Io sono assolutamente d'accordo, già le maestre fanno veramente il loro lavoro quotidiano ed è qualcosa che si fa nel campo, nell'esperienza, dove si insegna anche, sì, a volte si litiga, è importante, l'aggressività fa parte della nostra vita, la rabbia, no? Ma noi dobbiamo insegnare a gestirla, dobbiamo fare anche esperienza e modellare la rabbia.
ecco, i genitori hanno un ruolo importantissimo nel far vedere che si può arrabbiarsi, ma poi la si può gestire senza andare a portarla alle estreme conseguenze. Questo è importante, ma anche le maestre lo fanno quotidianamente. Allora, vediamo anche questo cortometraggio che dopo, se avete piacere, ve lo giro, che me l'ha portato il comandante della Polizia Locale di Treviso, ecco, per far capire l'importanza di comunicare anche con certi video. Andiamo a vederlo, poi lo commentiamo. Sì. Allora, pronti per la seratona? Dai, andiamo. Godetevi la serata, ragazzi, e bevete responsabilmente. Mi vengo a vomitare. Sono schifo. Anche la tua maglia. No. Oddio, mi sono vomitato addosso. No. Non posso restare così. Devo andare a casa. Robby, non mi sento bene. Vomiti anche te? Oh, ma che è? Mi gira tutto. Dai, stai seduto che ti passa. No, devo andare a casa. Sì, poi ti vedono così, sei finito. Mio padre sta arrivando. Quando avevi scritto? Devo andare a casa. Ti ci metti anche te adesso? Marco se ne va. Lo viene a prendere il papino. Beh, ce ne andiamo a casa anche noi. Ma dai, ma è presto. Ti ho detto che devo andare a casa. Sì, ok. Finisco la birra, posso? Grazie. Robby, ce la fai a guidare? Sì, certo. Mio padre può accompagnare a casa anche voi. No, tranquillo, non sono mica ubriaco. Puoi venire con me se vuoi. Mio padre può accompagnarti a casa. No, vado con loro. Non voglio finire in punizione. Oh, stai bene?
Sei ubriaco. Oh, quanto cavolo hai bevuto per ridurti così, eh? Dovresti vergognarti. Non ti reggi in piedi. Ma che senso ha bere fino a sentirsi male, eh? Lo so, ho fatto una cazzata. Almeno hai avuto il buon senso di chiamarmi per farti venire a prendere. Tu lo sai che cosa sarebbe potuto succedere, eh? Oddio, è la macchina di Robby. Dopo questo cortometraggio sentiamo le opinioni di questi esperti. Partiamo dalla professoressa Possamai. Prego, professoressa. Non avevo mai visto, però dopo questa prima visione mi viene da dire che è un video vero, cioè rappresenta la verità. E i ragazzi se lo devono vedere dei ragazzi, e quando dico ragazzi io metterei tra i 14 e i 35 anni, qua si aprirebbe un'altra trasmissione, Mirella, su questa cosa che dico ora, però i ragazzi hanno bisogno di vedere le cose vere. Quindi la prima parte del mio commento così è che è un video vero, ben costruito. Dottor Miotti? Se poi devo leggere delle parole, chiudo, che stanno dietro, che mi vengono come educatore, sono presenza, mi viene la presenza degli adulti, perché un papà c'è in qualche modo, c'è un papà qui. Consapevolezza dei ragazzi, perché qualcuno sceglie una strada diversa, e responsabilità del contesto. Io non ho avuto tante altre sensazioni che ci fosse qualcun altro in quel contesto, a parte la DJ che dà un messaggio bene responsabile, che riesca a costruire solidità e competenza. Ecco. Dottor Miotti?
Allora, anche a me è piaciuto, mi aspettavo un finale lieto perché siamo troppo abituati, no, alle casse da morto, però purtroppo questa è la realtà. A me è capitato di accogliere un papà la settimana scorsa che dopo 6 anni soffre ancora per la figlia morta perché il fidanzato aveva alzato troppo il gomito, quindi però ecco, questo è un video da far vedere. Il bere responsabile dipende, io mi ubriaco con uno spritz, sono quelli che ne sopportano 3, quindi il responsabile dipende molto, quindi dipende dalle caratteristiche personali e quindi bisogna aiutare i ragazzi a capire cosa vuol dire responsabile. Ma mi scusi, dottor Miotti, ma perché non copiamo da altre parti europee, visto che siamo in Europa, dove chi guida deve avere 0 alcol? Guarda, Zero alcol? Cioè cominciamo a capire che tu esci la mattina e li trovi già ubriachi alla mattina, perché ne basta uno, non è che dobbiamo trovarne 20, ne basta uno. Cioè quando ci mettiamo in testa che invece di fare business dobbiamo capire, perché ormai tutto è diventato business, anche la vita umana è un business, ormai lo dico io, anche le fragilità sono un business, dobbiamo capire di fare intanto 0 alcol per chi guida. Cosa ne pensa, dottor Miotti? Io sarei lo slogan che abbiamo detto quando io lavoravo anche in alcologia a Castelfranco: se non bevo, se bevo non guido, no? E questo è lo slogan, è uno slogan vecchio, ma sabato era un matrimonio, gente che continuava a bere, ma gli ho detto: ma poi voi rimanete qui oppure andate a casa? No, andiamo a casa. Io ho detto: ma siete fuori? C'eravamo anche in montagna, c'erano i tornanti, e la leggerezza con cui una coppia di giovani sposi ha dato i suoi figli al papà che era evidentemente bevuto. Ecco, a me questa cosa ha molto impressionato. Io ho detto: ma no, aspetti, non vada via. Ecco, su questo dobbiamo cambiare la cultura e rendere le persone più consapevoli. Allora andiamo a vedere anche il video, perché sono video molto importanti. Questo progetto Radio Ragazzi, prima parte, della professoressa Possamai. Ecco ragazzi, ora esponiamo le parole che vi indicano disagio. A me vengono in mente tristezza e delusione. A me viene in mente rabbia e delusione. Se dovessi dire una parola che esprime disagio, sicuramente sarebbe ansia. A me provoca disagio quando sono in mezzo a un gruppo di persone e mi sento fuori posto, non capisco di cosa stanno parlando e sembrano tutti felici e io sono lì impalato a non capire tra me e me il motivo della loro felicità e perché io sia immobile così. A me provoca disagio non avere il pieno controllo di una situazione e sapere che sono in difficoltà di fronte a un ostacolo. Per me il disagio è quando non ci si sente bene in alcune situazioni e si è, possiamo dire così, agitati e magari non ci si sente parte di un certo progetto e quindi si fa fatica ad ambientarsi. Penso che il disagio sia una cosa naturale e che tutte le persone hanno. Mi chiamo Mara Girardi, sono la presidente dell'Associazione Frati Bilimo di Mogliano e da 3 anni faccio attività con una sede
con ragazzi con varie disabilità e anche con ragazzi disagiati. Da 5-6 anni invece faccio danza inclusiva e da 3 anni a questa parte faccio anche centri estivi inclusivi. Quindi con ragazzi con varie disabilità e con età che vanno dai 6 anni ai 35 e dai 6 anni ai 12 anni per quanto riguarda invece i ragazzi normodotati. L'attività che facciamo di danza inclusiva è un'attività in cui cerchiamo di far uscire le caratteristiche positive di tutti i ragazzi e di tutti i bambini, abili o disabili che siano. La cosa bella che possiamo avere col progetto We Get to Do è il fatto che tutti i ragazzi che hanno varie problematiche possono sperimentare varie attività e trovare qual è la loro giusta collocazione. In questo modo hanno anche appunto l'autostima che aumenta e si sentono apprezzati per quello che sanno fare. La cosa bella di questo progetto è che i tempi stretti che abbiamo, cioè 2 giorni e mezzo insieme, ci obbligano a mettersi in gioco subito. E la cosa che mi è piaciuta molto di questi 2 giorni e mezzo insieme è stata la disponibilità che le ragazze hanno avuto nel mettersi in gioco molto rapidamente. Davide e Igor, che hanno un po' condotto il lavoro, sono molto bravi nel mettere a loro agio le ragazze, ma la cosa interessante è stata che oltre a sentirsi un po' a casa, insomma, sono riuscite subito ad andare a fondo nelle parole di fragilità che servivano un po' da stimolo per far nascere l'idea, insomma, e a trasformarla in un'idea concreta, realizzabile, nella quale loro si sono ritrovate. Credo che questo abbia un po' fatto la differenza nella loro esperienza e abbia permesso loro di crescere un pochino dentro all'esperienza, non tanto come persone, ma come capacità di mettersi in gioco. Poi nessuno nasce attore e nessuno lo diventa in 2 giorni e mezzo, ma è vero che guidati dentro qualcosa che sentiamo nostro nell'esperienza siamo più disponibili a essere veri. E io credo e spero, insomma, che questa esperienza possa essere la partenza per una serie di altre esperienze che coinvolgeranno altri giovani che hanno voglia di mettersi in gioco in momenti particolari della loro vita in cui hanno qualcosa da dire. Allora, non so se c'è ancora Rinaldo in linea, l'ho lasciato poveretto, ma valeva la pena vedere questi video. Rinaldo? Beh, dopo lo riprendiamo. Allora, professoressa Possamai, sa qual è il mio problema? E lo dico anche al dottor Miotti, che forse lo sa anche lui, della Mirella, che io con queste persone che abbiamo visto ho cercato di interloquire. Le ho invitate in trasmissione e non hanno voluto collaborare. Glielo dico chiaro e tondo. Visto che tutti sono bravi, perché bisogna iniziare anche a dire le verità, che se siamo presi è perché ognuno ha il proprio campanile, io sono più bello, più bravo, io ho fatto, ma quando c'è da fare squadra per un bene comune, tutti si defilano. Tutti si defilano, questo lo dico, loro lo sanno perché l'ho detto altre volte, quello che è capitato in provincia di Treviso, dove io ho il banco alimentare, dove ho gli orti sociali, dove ho invitato queste associazioni cercando di collaborare, non se ne può venire fuori perché non vogliono. Allora come commentiamo? Allora vogliamo capire che non arriveremo da nessuna parte se continueremo a essere divisi, li avete visti? Avete visto assieme i diversamente agili con gli altri? No, sempre divisi, sempre divisi.
Allora, professoressa, c'è tanta strada da fare, ma se non abbiamo chi ascolta è inutile che facciamo 1500 cose, perché ormai tutti fanno tutto. Tutti hanno tutto, non c'è nessun problema, no? Il problema è che non arriviamo alle fragilità. Prego, professoressa. A lei, grazie Mirella, lei è sempre molto schietta e molto franca, allora vado anch'io con la stessa schiettezza, non so chi abbia invitato e che si sia negata. Io so per certo che questo progetto... Quella che ha visto in trasmissione, quella che ha visto nel video, 2 o 3 volte l'ho invitata. Dell'associazione allora ho capito. Sì, ecco. Tutte e due le associazioni. Noi abbiamo come università e con l'ente di ricerca che presiedo, con l'ISRE, abbiamo avuto, abbiamo tuttora tanti bandi di progetto che cerchiamo di non contenere in ambito accademico, e questo credo sia la prima indicazione da dirci, perché quando vogliamo parlare dei giovani bisogna andare ai giovani, non parlare di adulti dei giovani. E mi permetta questa sottolineatura: quando abbiamo queste opportunità noi ci rivolgiamo sempre a quegli enti, province, regioni, piuttosto che enti locali, associazioni che sono liberi di partecipare e di metterci in questa cordata. Questo è stato un progetto importante che la provincia di Treviso poi ha anche riaccettato di portare avanti nel 2023 e nel 2024, perché agisce sostanzialmente su alcune caratteristiche che potevano essere quella parte proattiva che prima il dottor Miotti diceva nel video precedente, cioè si lascia fare ai giovani, si fa raccontare a loro quali sono le situazioni che li mettono in una sorta di disagio, si danno delle parole perché non sono più in grado di raccontarsi e nemmeno di ascoltarsi, e poi si fa fare delle esperienze. Questo era un esempio di come si può mettere insieme una rete. Convengo con lei che non sia facile, convengo con lei che ognuno poi, quando deve mettersi in un'azione di rete, è più facile dire quello che vuole che ci sia piuttosto che quello che è disposto a togliere. Però questo, mi permetta, è stata comunque un'iniziativa che ha dato pregio e rilievo ai ragazzi. Nella provincia e non soltanto in regione sono stati allestite 105 punti di web radio giovanile, partendo dal Collegio Astori di Mogliano, dove i ragazzi si raccontano, ascoltano gli altri e possono intervenire con la supervisione di un adulto esperto. Quindi questo glielo posso garantire, perché sulle prime 2 fasi ho proprio monitorato di persona. Le comunità di pratiche restano un problema grosso, che devono sfondare i campanilismi che lei dice, però credo che anche spazi di parola come questi, di condivisione molto schietti, li possono aiutare anche un po' a smuovere l'idea che l'obiettivo del benessere sociale è una conquista di tutti. Sa, professoressa Possamai, da quando io sono in provincia di Treviso col mondo delle fragilità, dal 2013. Tanto. Lei pensa che mi sia arrivata qualche notizia, qualche informazione, essere invitati anche con gli addetti ai lavori, perché se anche non mi invitano non me ne può fregare di meno, ma ci sono delle persone che mai? Sa, quando abbiamo chiesto di unire queste 2 realtà mi hanno detto che non vogliono collaborare? Sa che hanno dato il bagno dei disabili a quelli che non sono disabili e io sono senza bagni? No, perché bisogna iniziare anche a parlarne, ma lo sa lei questo? Lo sa lei questo? Allora lei capisce che avendo un banco solidale, avendo gli orti sociali, avendo Villa Margherita Inclusiva, un progetto sposato da ULS 2 Marca Trevigiana, CONI, CIP, associazioni del volontariato, ci ritroviamo in queste condizioni? Ci ritroviamo in queste condizioni. Allora, dottor Miotti, come commenta? Perché sai, io bisogna anche che inizi a parlare delle verità, perché se comincio a mettere anch'io la polvere sotto il tappeto, allora è meglio che non faccia neanche più questa trasmissione. Prego, dottor Miotti. Allora, Mirella, tu continua a dire le cose, ecco. Poi, insomma, cerchiamo di trovare delle situazioni in cui facciamo le cose assieme, cioè il campanilismo, il dire io sono brava o ho bisogno di consenso, perché poi il problema è sempre il consenso che va bene, ma però noi dobbiamo anche andare a vedere l'efficacia dei progetti che facciamo e la ricaduta concreta che può avere. A me piace quando ho visto qui nel video, no, si parlava cos'è per me il disagio, avere le parole per dirlo
Ieri sera ero al consiglio dell'ordine dei psicologi, sono consigliere anche lì, e mi dicevano gli psicologi che i giovani psicologi parlano per immagini. Io sono ancora quello della parola, no? Quindi dobbiamo trovare quei ponti che creano contatto tra le varie generazioni, tra le varie categorie di persone, e su questo ci ragioniamo, Mirella. Io volentieri mi metto a disposizione. E la ringrazio, dottor Miotti, come ringrazio la professoressa Possamai, perché vede, noi abbiamo più di 6.000 associazioni di volontariato. Allora abbiamo queste fragilità il sabato e la domenica completamente soli a casa, perché tantissimi genitori non riescono a gestire la situazione. Abbiamo gli anziani che muoiono in casa perché non sappiamo il nome e il cognome dove abitano, per la privacy, perché i servizi sociali funzionano come funzionano, perché sono pochi. Allora io mi domando, come dice lei, dottor Miotti, se non è il caso veramente di cercare di unire sta catena, perché se continuiamo a insistere su cose che non servono e mettersi questo fiore all'occhiello, nel Veneto abbiamo 6.000 associazioni di volontariato e dopo il sabato e la domenica le fragilità sono a casa, addirittura le nascondono certi genitori. Io ho avuto una ragazza in motonave che ho portato via, che la mamma assolutamente non dovevo farla vedere, bellissima, bellissima dottor Miotti. Perché? Perché aveva la testa così china e quando io l'ho presa, non l'educatrice, per braccio, l'ho alzata e gli ho detto alza la testa, lei l'ha alzata, guarda l'acqua, lei guardava l'acqua e sa cosa è successo? È scesa una lacrima da quegli occhi. Ma allora cosa aspettiamo, dottor Miotti? Ad ascoltare il genitore che mi vieta di riprenderla, chissà che era bellissima, poi carissima, e come ascoltava, e che io in quel momento che guardava l'acqua e guardavo lei e i fenicotteri sulla laguna, che inviterei tutti a visitarla, perché è una cosa da togliere il fiato, questo passaggio che abbiamo fatto. Cosa provava in quel momento quella ragazza? Cosa provava quella coppia di fidanzatini dentro la Fenice, nella bellezza, l'arte, la bellezza? Professoressa Possamai, forse possiamo fare, se riusciamo a metterci assieme, non perché la parte politica, perché il campanile, perché e facciamo del male a loro. Prego, professoressa. Ha perfettamente ragione, ma guardi che sfondo una porta molto libera e aperta con me. Quando sento parlare di politica vorrei sempre pensare che ci sia una politica con la P maiuscola e con una E piccola vicino che è etica. Le cose che noi facciamo nella nostra università le assicuro che sono fatte per il bene, fosse altro perché non possiamo tradire la tradizione salesiana che pensa alla salvezza di tutti i ragazzi. Chi le parla vede dietro di me delle bandiere? Certo, le parla perché lo dicevo prima Oscar Piotti, ci siamo salutati, io sono un cavaliere al merito e so che anche lei condivide con me questa cosa, della Repubblica. È un dovere civile, è un dovere morale, ognuno risponde anche alla propria coscienza. Dobbiamo credere di fare il bene. Mi fa ritornare per salutare la giornata del dono? Sono le giornate, ma sono i periodi, sono i mesi, sono le stagioni che dovrebbero essere del dono. Sto leggendo adesso un bellissimo libro di Oscar di Montagny, Il tempo dei nuovi eroi, che ha dato ai giovani, ma anche ai meno giovani, ai 14-35, ai loro genitori e anche agli anziani, perché no? E a qualche nonno che magari se lo fa raccontare. E sa qual è la frase che all'inizio questo libro propone? Perché probabilmente mi ha anche convinta a comprarlo, visto che ne ho tanti sulla mia scrivania. Vivremo in eterno in quella parte di noi che abbiamo donato agli altri. Bellissimo. Anche è un fatto etico questo. Sì. Chi ha istituzioni o rappresentanza di istituzioni non può dimenticarsi che risponde di questi doni etici, perché quello che di noi rimane in questa terra è solo questo, nient'altro. Grazie, grazie alla professoressa Michela Possamai, veramente grazie, docente di psicologia educativa, Istituto Universitario Salesiano di Venezia. Dottor Miotti, Grazie, come ci saluta? Beh, allora io ti saluto, adesso mi hai colto in sorpresa, ma ti saluto dicendo che effettivamente quello che stai facendo rispetto all'accoglienza del diverso, ma anch'io sono diverso rispetto a chi ritengo diverso, non deve mai essere mollata. Ecco, quindi io voglio dirti che
Oggi andrò in quell'azienda dove è morta quella ragazza a Pieve di Soligo e dono il mio tempo, a proposito di dono il mio tempo per cercare di portare un po' di sollievo. Ecco, non voglio dire che sono bravo, voglio dire che ritengo che sia doveroso. Avevo un sacco di cose da fare, avevo il pomeriggio pieno e mi sono liberato per fare questa cosa che ritengo sia etica. Sì. È fondamentale, ecco, l'ascolto delle persone che stanno soffrendo. Veramente grazie a Oscar Miotti, psicologo, psicoterapeuta, assessore anche a Castelfranco Veneto, grazie, buona giornata a voi, grazie, pubblicità. Grazie a voi per l'invito, grazie. Questa mattina siamo con due ospiti graditissime. Abbiamo collegata la dottoressa Roberta Marchetto, direttrice ISRA Treviso. Grazie dottoressa Marchetto di essere qui con noi, grazie. Saluto anche Antonella Tocchetto, avvocato, collegata anche Antonella Tocchetto, grazie di essere qui. Allora io inizierei proprio dalla dottoressa Marchetto, che mi fa anche piacere rivederla, soprattutto per questo articolo che ho letto, anziani non autosufficienti, ancora una volta dimenticati, che si arrangino ancora una volta come da sempre loro e le rispettive famiglie. Non figura neppure un euro nella legge di bilancio 2024 appena varata dal governo del 1.300 miliardi previsti per avviare quella riforma del sostegno agli anziani non autosufficienti di cui si parla a vuoto da un quarto di secolo. Allora, dottoressa Marchetto, intanto complimenti a lei, al direttore Pavan, sempre presente per le iniziative proprio in difesa della donna, di questi, avete visto questi croci, cosa sono riusciti a fare in pochissimo tempo, sempre vicini per cercare di dare veramente visibilità a questo tema terribile. Ma io penso che anche l'anziano non autosufficiente venga fatto violenza, venga fatto la violenza psicologica alle famiglie, a voi che non riuscite a dare quello che potreste dare. Ecco, anche questa sarebbe da mettere un'altra croce. Prego dottoressa Marchetto, saluto anche, so che vicino a lei c'è anche Giuseppe Simonetti, fisioterapista, che saluto, grazie dottor Simonetti. Prego Marchetto. Parliamo del 25 novembre, che è una giornata a cui noi qui del Menegazzi ci teniamo molto, un po' perché nella nostra storia c'è stata purtroppo una collega 12-13 anni fa ammazzata, lei e la sua piccola bimba di 2 anni, sgozzate dal marito. Quindi insomma ci teniamo particolarmente perché per noi è un momento difficile, quello del 25 novembre quando arriva. Abbiamo pensato di fare un'azione molto forte quest'anno, pensando di poter anche essere criticati, perché creare un cimitero bianco dove abbiamo appeso le croci, le scarpe, insomma è stata un'azione penso molto forte anche visivamente. Il sabato abbiamo continuato ad appendere le scarpe, si sono fermati tutti per strada, insomma, e credo che per poter
speriamo perlomeno, per poter modificare i comportamenti, perché questo è modificare i comportamenti, bisogna creare cultura, e per creare cultura l'unica è la condivisione, il fare anche azioni forti. Poi noi abbiamo pensato di fare anche delle piccole frasi che sembrano frasi normali, ma sono comunque frasi molto pesanti che vanno a incidere sui comportamenti verso le donne, e ad appendere questo braccialettino rosso che ha fatto una nostra anziana, ne ha fatti 250, li abbiamo portati anche in territorio, e il braccialetto rosso è un po' un segno di se tutti quanti ci impegniamo anche nel nostro piccolo, perché capisco che siamo piccoli, però se tutti ci impegniamo sicuramente speriamo perlomeno questo, magari nel tempo, di creare una cultura di rispetto. Fare comunità. Allora saluto anche la dottoressa, l'avvocata Tocchetto, però prima devo dare la parola a Sandra da Padova, e questa mattina sennò è un disastro con le telefonate. Vai Sandra, veloce per cortesia. Sì, ciao Mirella, ciao. E buongiorno agli ospiti. Io prima ho visto, è da quando hai aperto la trasmissione, e vedere quelle scene dell'incidente, devo dire che mi è venuto il cuore in gola, perché però è giusto fare sti video, perché così almeno si spera che qualche ragazzo o qualche genitore lo veda e magari possa anche prendere provvedimenti futuri in base a un figlio o una figlia. Per quanto riguarda purtroppo il periodo che è la morte della Giulia, io però dico anche un'altra cosa, Mirella, bisogna parlarne, bisogna continuare a battere il chiodo, però le donne devono imparare, Mirella, a difendersi. Cosa vuol dire? Che devono imparare a vedere proprio in profondità quelli che sono gli allarmi e chiudere e confidarsi più che con le amiche, anche con i genitori, con chi può dargli una mano quando è il momento, perché se no fra 10 anni siamo ancora qua, che ci succedono tutti i giorni questi omicidi, o in famiglia o perché non hanno le possibilità. Purtroppo è una realtà che dobbiamo combattere e cercare e stare vicino, come dicevi adesso, anche agli anziani, perché sarò breve perché io parlo tanto. Ieri una signora mi ha fermato, stando facendo la spesa qui vicino a casa, una signora della mia età, su e giù, adesso non sto lì a guardare, gentilissima, e mi ha detto: signora, che bello quello che ha. Ho detto: signora, io sono vintage. Beh, sta signora mi ha detto nome, cognome, abita in pieno centro storico. Mi ha detto: signora, avrei piacere, io sono sola, che la prima occasione che passa mi suoni il campanello e venga a prendere un caffè. Allora io ho detto: guardi signora, non le prometto questa settimana, però la settimana prossima magari mi ritaglio quella mezz'oretta e vengo a salutarla, di una gentilezza estrema. E purtroppo le persone sono sole, anche le giovani sono sole, ma sono soli anche i ragazzi, perché i ragazzi... Sandra, devo accorciare, se no non ce la faccio, sì, non riesco a passare le telefonate, non riesco ad ascoltare gli ospiti, troppo lunghi. Allora, grazie Sandra, ma sei stata chiarissima, l'ascolto di queste persone, anche se io sono terrorizzata quando fermano persone per strada che danno i loro nomi, cognomi, non dico di te Sandra, ma bisogna stare anche molto attenti visto quello che succede. Allora, avvocata Tocchetto, cosa dice anche le mie parole, ecco, questi soldi che non arrivano, quel direttore Pavan che è venuto da noi che chiede questi 100.000 euro, la regione che non glieli dà, cosa sta succedendo? Perché sì, i femminicidi, ma qua abbiamo un altro tema delicato, prego. Allora, intanto la ringrazio dell'invito e ringrazio anche la dottoressa Marchetto, che è una persona che conosco molto bene e mi è molto utile come amministratore di sostegno. E devo dire la verità che da tempo io mi sto battendo anche nel Consiglio Comunale, nel Consiglio Provinciale, seppur il Consiglio Provinciale
purtroppo è ancora, diciamo così, sottotono, nel senso che ha poche disponibilità economiche se non per strade e scuole, ma speriamo ci sia a breve la riforma, perché il sociale sia la voce più importante dei bilanci dallo Stato, dalla regione, dal Veneto, dalla regione del Veneto e dai comuni. Se il sociale diventa la fonte principale e la voce principale dei bilanci, possiamo veramente aiutare tutte quelle situazioni di difficoltà, perché la questione delle donne in difficoltà e molto spesso aggredite perché non sono libere economicamente, dalle persone anziane che a volte non sono in grado di essere aiutate dai comuni anche per il vivere normale e per entrare magari nelle strutture perché non se le possono permettere, anche se in qualche caso i comuni appunto intervengono per pagare la retta. Sono tutte voci che sempre di più avranno bisogno di un forte aiuto sostanzioso degli enti pubblici. Pertanto bisogna veramente fare un lavoro collettivo perché vi sia un ampliamento della voce nei bilanci di tutti i 90 comuni e passa della provincia di Treviso, ma io dico proprio anche di tutta Italia, affinché la voce del bilancio sociale sia la prima voce, perché le questioni sociali sono quasi ormai impossibili da affrontare per il numero. E qui bisognerebbe aprire anche la voce sull'assunzione di soggetti come gli assistenti sociali, sempre più ampi all'interno delle strutture e degli enti pubblici, che sono sempre pochissime, e perché le persone che hanno necessità sono tantissime, dalle donne, dai giovani, dalle persone in difficoltà, ma soprattutto dagli anziani, popolazione sempre più vasta, perché vediamo le statistiche che ogni anno aumenta la percentuale degli anziani rispetto ai giovani e che avranno nel futuro, ma già ora che è il nostro futuro, bisogno degli aiuti economici. Quindi io mi batterò anche nel prossimo Consiglio Comunale, dove si discuterà del bilancio sia a novembre che a dicembre, proprio perché la voce sociale sia la voce più importante. Grazie Avvocata Tocchetto, per molto importante le parole che ha detto, specialmente per i sociali, io ne so qualcosa. Abbiamo Rinaldo da Venezia, eccolo qua. Rinaldo, scusa ma non ce l'ho fatta nella prima parte. Non state preoccuparmi, non preoccuparti. Innanzitutto buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Dice da stamattina che ti ascolto e purtroppo le parole che ti hanno detto qui non vedo problemi. Quello che tu hai detto ancora da stamattina che ti ascolto, non la penso, voglio insegnare di tutto. Non vogliamo insegnare, adesso c'è una fiassimo che impara da soli i giovani. No, e noi altri che si dà Dio e poi ti sbaglia a riprenderli. Perché tu devi insegnargli qualcosa, basta che impara qualcosa su esso perito, da soli. E non è grandi, ma si insegna tutto. Ti sentiamo male Rinaldo, non so perché stamattina ma hai la voce che va e viene. Va bene, mi rilassate. E dopo per le persone anziane, voglio dire, le persone anziane. Non sente più niente. Anziane, va bene, che ne ha bisogno. Non è vada a domandargli a carità ai comuni. E tuttavia il comune da ricerca, perché nell'era che siamo adesso, va bene, struggi un bottone, il sacco posto che ti dà, dove che ti sta, allora cosa vuol dire? Per aiutarli, si può aiutarli. Saremo figli e persone che quando che arrivano a noi non avevano nome del codice questo e questo, allora, saremo figli e una mano, ma allora no. Grazie Rinaldo, grazie, si sente male purtroppo, non so come mai questa mattina sei sempre chiaro lì, ma la tua riflessione è arrivata. Allora io mi rivolgerei proprio anche per sentire cosa ne pensa Giuseppe Simonetti, il fisioterapista. Lei che con queste persone veramente quotidianamente, direi, ecco, le sente, le vede, le ascolta soprattutto e cerca anche di migliorare la qualità della vita, cosa non da poco. Prego Simonetti. Sì, salve. Allora, diciamo che spesso capita che le persone dall'esterno sul territorio abbiano tante difficoltà, spesso come si diceva anche prima, non riescono ad entrare in strutture così per problematiche economiche e quant'altro.
e quindi ne risente anche la qualità della vita, quindi non riescono ad accedere a quelle che sono le principali attività che facciamo qui, come per esempio le attività assistenziali, le valutazioni logopediche, l'attività riabilitativa in senso stretto, e ovviamente questo pesa poi sul loro recupero funzionale, sulla loro autonomia al domicilio, vengono esposti a maggiori rischi di lesione al domicilio e quindi a un maggiore rischio di ospedalizzazione, e ovviamente questo poi ricade sugli ospedali in cui vengono effettuati maggiori ricoveri, e quindi nel lungo periodo poi la spesa è maggiore rispetto a quella che sarebbe poi un aiuto nell'immediato per queste persone. Simonetti, però quello che io vedo, non so se avete visto quel reclame fantastico di quelle 3 donne diversamente giovani, come le chiamo io, che mettono questo cuscino su questo slittino e scendono con una felicità enorme. Io l'ho trovato stupendo, ho capito che forse li facciamo più vecchi di quelli che sono, chissà quanti avrebbero voglia di fare questo e potrebbero farlo, di quante persone arrivano a più di 100 anni con una memoria incredibile. Noi andiamo ai centenari, è una cosa, Simonetti, che lascia incredibilmente con le spalle al muro. Questi si ricordano tutto, cosa mangiavano, cosa facevano, nomi, date. Forse questo è merito anche vostro, di questa scienza, ricerca, tecnologia, che li aiuta in un percorso veramente, che li facciamo atterrare dolcemente, diciamo così, li facciamo atterrare dolcemente. Cosa dice Simonetti? Fermo. Anche che a loro volta danno tanto anche a noi. Ho tantissimi pazienti oltre i 90 anni che mi raccontano le loro storie di quando erano giovani durante la guerra. Sono tutte storie costruttive che magari si potrebbero anche diffondere a livello. Ecco, sentiamo la direttrice Marchetto cosa ne pensa, perché abbiamo la voce che va e viene di Simonetti. Allora, direttrice, cosa ne pensa? Quando vede questo spot, chissà anche lei cosa proverà. Vediamo se c'è il collegamento, no? Allora andiamo da Tocchetto. Avvocata, cosa ne pensa di questo spot? Non so se lei l'ha visto, ecco, allora, di questi diversamente giovani che hanno ancora una voglia di giocare e di vivere incredibile. È bellissimo, allora, guardate, hanno trovato perfetto. Prego. L'ho visto e mi è piaciuto tantissimo, e sono anche contenta che lo facciano, lo rimettano sempre, come dire, in programmazione. Quindi questo è veramente anche un segnale che la vecchiaia è una parte della vita, ma non è la parte più brutta della vita, cioè è una parte della vita nella quale si possono condividere le esperienze, insegnare magari ai giovani anche il buon vivere, ma anche, come dire, viverlo con grandissima serenità. Devo però appunto spezzare anche una lancia, veramente lo faccio di cuore, anche per tutto quello che le strutture come l'ISDRA fanno, perché io, che spesso sono nominata amministratore di sostegno di persone anziane, spesso sole e senza reddito, e vedo che quando riesco, anche con l'aiuto appunto delle pubbliche amministrazioni del comune, ad inserirle nelle strutture dove praticamente sono a carico del comune, poi lì hanno tutta una serie di soggetti, cioè di persone che lavorano a fianco di questi anziani attraverso corsi, fanno addirittura dei corsi di ginnastica che non sono la ginnastica solo per anziani, ma anche insegnano il ballo, fanno corsi di memoria, gli fanno fare letture, e quindi tutto questo nelle nostre strutture è stimolante anche per persone che magari hanno dei deficit, perché sono bellissime quelle 3 signore che scendono con la slitta, come diceva lei Mirella, ma c'è anche da dire che purtroppo ci sono tantissime persone che hanno patologie molto gravi. Ecco, anche in quella fase lì riescono, grazie a strutture molto efficienti, a recuperare un po' della loro memoria, un po' del loro vivere, e questo è molto molto importante, perché l'unica cosa che può affossare tutti noi, giovani e vecchi, è la solitudine e l'abbandono della società. Se invece noi abbiamo, sia per quello che riguarda i giovani, sia per quello che riguarda le persone anziane, una comunità che ti aiuta e ti affianca e ti dà coraggio a vivere,
questo comporta anche un miglior attraversamento dell'ultima fase, diciamo così, ma non in senso negativo della vita, nella quale noi possiamo approcciarci alla vecchiaia in maniera meno traumatica, diciamo la verità, meno traumatica. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. Saluto tutti gli ospiti. Dunque, mi rivolgo all'avvocato Tocchetto. Dunque, lei prima ha detto che nel prossimo Consiglio Comunale si batterà perché ci siano più fondi nei bilanci dei comuni e del comune per gli anziani e per le persone più fragili, eccetera. Avvocato Tocchetto, ma quale sarà il risultato? Nullo, perché se i comuni non hanno soldi in tasca, se la regione non li finanzia, e neanche lo Stato, cosa possono fare i comuni? Io per esempio penso alle regioni autonome come il Trentino, la Val d'Aosta, il Friuli, la Sicilia, eccetera. Quelli avranno un welfare veramente propizio per gli anziani, perché hanno molti più soldi in tasca, i comuni, le regioni, eccetera. E hanno molti più soldi. E perciò questa è la realtà, capisce? A noi, se per caso parlano tanto di autonomia, che non è un'autonomia, se arriverà a qualcosa, è solo sulla carta un'autonomia, ma non di fondi, di soldi, capisce? Perciò anche con l'autonomia, se ci fosse questa forma così di indipendenza, i soldi sarebbero sempre quelli per i più deboli, per le fragilità, eccetera. Questa è la realtà. Mi dica qualcosa, grazie. Allora, prima di commentare e di rispondere a Livio da Padova, visto che sono ritornati sia la dottoressa Roberta Marchetto, direttrice Israel Treviso, sia Giuseppe Simonetti, fisioterapista, ecco, andrei da loro perché ormai il tempo vola purtroppo e corre velocemente, proprio per far capire anche l'importanza della fisioterapia, Simonetta, l'importanza nella struttura che io devo sempre dire grazie all'Israel, al direttore Pavan, e lo sa benissimo la direttrice Marchetto, perché è sempre stato vicino nei progetti anche di inclusività e vuol dire molto, ecco, anche a Villa Margherita inclusiva e non solo, anche con la gita che abbiamo fatto a Venezia, nelle loro possibilità naturalmente, ma l'importanza proprio della fisioterapia, Simonetti. Beh, ovviamente la riabilitazione nell'anziano viene spesso sottovalutata, ma in realtà c'è un recupero delle autonomie importante anche nel loro caso. E quindi ci occupiamo della riabilitazione dell'anziano sia in struttura con i nostri residenti sia sul territorio. E posso dire che queste persone iniziano il nostro percorso qui da noi sul territorio, cominciano in una situazione di precarietà dal punto di vista motore e funzionale. Dopodiché, dopo un periodo di attività insieme a noi, recuperano molte delle loro autonomie, recuperano tutte delle loro libertà, riescono di nuovo a godersi la famiglia, a godersi il territorio, a godersi le attività del territorio. E potrebbero anche aiutare le comunità dal punto di vista sociale, dare un esempio ai giovani, come dicevo prima, delle che potrebbero essere da esempio ai giovani di oggi. Certo, l'uno ha bisogno dell'altro. Allora, direttrice Marchetto, lei cosa ci dice invece? Queste giornate come sono state vissute, ma soprattutto questa giornata particolare, il 25 novembre, da questi diversamente giovani, ma proprio di queste persone che fanno parte dell'ISRA, e sono tante. Prego. Beh, gli anziani l'hanno vissuta sicuramente bene, si preoccupavano più le persone esterne di queste croci bianche in una struttura dove comunque la morte purtroppo c'è, perché loro finiscono la loro vita qui. Però l'hanno preso molto bene, hanno partecipato alla signora, ha fatto quei 250 braccialetti, li ha tutti, hanno dati a mano, e qualcuno ha partecipato alla direzione delle croci, li hanno pitturate, hanno partecipato anche ad attendere le stampe rosse il sabato, quindi è più una fantasia o un pensiero nostro che gli anziani
possano... Però direttrice, mi permetta, voi avete fatto prevenzione, perché questi braccialetti non li avete fatti il 25 novembre, li avevate già pensati prima per dare un messaggio, per lasciare un segno, prego. È un mese che stiamo lavorando a questa iniziativa, quindi la signora li ha preparati, li abbiamo portati anche fuori in territorio, ho attaccato al braccialetto, c'era un messaggio che chiunque prendesse questo braccialetto si poteva creare un messaggio, creare un messaggio forte che doveva dare una mano. Parte la giornata che insomma è stata una giornata molto a livello emotivo molto forte anche per noi. Se vuoi che torniamo un attimo al territorio, sai che io seguo anche tanto il servizio domiciliare del territorio e io mi stupisco sempre, Mirella, quando trovo casi ancora ad oggi nel 2023 in una Treviso, che insomma si parla di una Treviso bene, dei casi che sono sconvolgenti, che io resto ogni volta paralizzata quello che c'è fuori in territorio, nascosto, sconosciuto. E fa bene a dirlo, direttrice, perché sembra il paese del mulino bianco, invece bisogna vedere anche cosa c'è all'interno di queste stanze, di queste case, di questi appartamenti, di queste case da soli. Veramente ha fatto bene a ricordarlo a qualcuno che forse non si ricorda che abbiamo anche queste realtà a domicilio che dovrebbero essere supportate molto di più. Tocchetto, avvocato, cosa ci dice e come commenta sia la telefonata di Livio che delle parole della direttrice Marchetto? Allora, per quello che riguarda la telefonata di Livio, le dico che non è proprio come dice lui, nel senso che il bilancio è un atto politico molto importante che è fatto di molte voci. Ecco, qual è la battaglia che si può fare? È che all'interno di una discussione in Consiglio Comunale si spostino delle voci di bilancio che possono riguardare, la butto lì così, magari l'asfaltatura di alcune strade, seppur molto importanti, però magari in quel momento là forse meno necessarie, quindi dei capitoli di spesa sulla sfaltatura dei bilanci delle strade che può essere spostata invece per necessità maggiori che servono all'interno del sociale e quindi magari meno asfaltature per il 2024 più sociale per il 2024. Allora, apro parentesi, avvocato, ieri ho avuto l'assessore ai lavori pubblici Zampese che ha detto appunto che lui ha rinunciato a dei soldi proprio per darli al sociale, lui lavora con i soldi del PNRR e gli bastano al momento, sono più che sufficienti proprio per dare possibilità al sociale di avere più liquidità. Prego. Ecco, e quindi come dicevo al suo telespettatore, non è impossibile fare delle operazioni. Se poi tutti i comuni lo facessero, sicuramente la voce sociale diventerà la voce primaria. Per quello che riguarda invece quello che appunto diceva la dottoressa Marchetto, condivido appunto il grosso lavoro che stanno facendo, ma anche il fatto che anche recentemente è uscito nelle cronache della nostra città, hanno scoperto un appartamento di una persona anziana che era praticamente impossibile ad entrarci perché era diventata un'accumulatrice seriale e poi questa signora è stata messa in una struttura. Quindi purtroppo quello che dicevo prima del sociale, non c'è solo l'aiuto al singolo, ma anche implementare il personale, perché se noi avessimo più assistenti sociali che possono controllare il territorio e possono anche ad affacciarsi e sentire le persone anziane e magari andarle a trovare, scoprirebbero magari delle situazioni che devono immediatamente essere prese per mano, come ad esempio chi igienicamente non ce la fa a mantenersi una casa perché magari ha solo 400 euro di pensione e non riesce neanche a comprare i prodotti per pulire la casa, oppure fisicamente proprio non ce la fa e non può neanche entrare in una struttura. Quindi tutto questo lavoro che è sociale in senso lato del termine, ma ha molte sfaccettature, è proprio a servizio, cioè proprio avere più somme, più denaro pubblico può aiutare anche a scoprire questi casi che non sono, giustamente come diceva la dottoressa Marchetto, così poco frequenti anche nella nostra ricca città trevigiana. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio proprio a Vigonovo, donna picchiata nel paese di Giulia e diversamente giovane. Andiamo a vedere.
Picchiata in strada dal marito sabato pomeriggio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Picchiata davanti a tutti a Tombelle di Vigonovo, il paese dove abitava Giulia Cecchettin. La violenza però non è passata inosservata. Un gruppo di giovani ha assistito all'aggressione avvenuta tra la chiesa e il patronato e ha allertato il 112. L'anziana donna colpita con calci, minacciata e insultata dal marito, nonostante i ragazzi avessero tentato di difenderla sconsigliandole di salire in auto, si è allontanata insieme al suo aguzzino. I carabinieri, intervenuti subito dopo la segnalazione, hanno cominciato a ricercare la vettura attraverso la targa che i giovani erano riusciti a fotografare. I militari hanno rintracciato la casa della coppia 3 ore dopo a Legnaro. Sia al citofono che al telefono nessuna risposta. Temendo il peggio è intervenuta anche una squadra delle API di pronto intervento e i vigili del fuoco. L'anziano, in forte stato di agitazione, urlava e impediva alla moglie di rispondere al telefono. Solo dopo una lunga trattativa verso l'1 di notte il 71enne si è finalmente convinto ad uscire di casa. Accompagnato in caserma a Legnaro, è stato poi arrestato. Da oltre un anno maltrattava la moglie, percosse, minacce e insulti all'ordine del giorno, tanto che la donna viveva in uno stato di ansia perenne. Sabato, se non ci fosse stata la tempestiva segnalazione dei ragazzi di Vigonovo, l'epilogo sarebbe potuto essere peggiore. Allora, intanto finalmente possiamo dire bravi ragazzi. Ma dottoressa Marchetto, quello che dice lei è importante, bisogna entrare nelle case, vedere come vivono, ecco, come sono le situazioni, solo entrando riesci a capire le fragilità che ci sono. Perciò io penso che questi aiuti dovrebbero arrivare assolutamente se vogliamo veramente a queste fragilità. Prego, dottoressa. Certo, gli aiuti servono, però credo che serva anche che ci voglia anche l'interesse, perché gli anziani, diciamocelo, sono fonte di sicuramente di storie, eccetera, però nel vivere normale sono un po' scomodi, no? Soprattutto in base ai giovani di adesso, perché tempo di stare dietro gli anziani, voglia di stare dietro gli anziani, ai nonni, eccetera, non c'è più, perché una volta i nostri nonni erano il massimo, no? Almeno parlo per me, io come nipote, i miei nonni erano tutto. Adesso non è più così, perché c'è tanto altro purtroppo nei giovani. Io, come tu sai, ho figli grandi, il cellulare è diventato il loro primo non lo so, amico, confidente, pensiero, dormono col cellulare acceso perché prendono sonno. Quindi non c'è più questo scambio anche con i nonni. Io mi ricordo che io andavo da mia nonna appena terminate le scuole e ritornavo a casa e stavo nella campagna, io divertivo a fare degli alberi. Adesso è uno scandalo, una roba del genere, nel senso che chi ha tutto questo è un povero, no? C'è che essere un ricco di spirito e di animo. Quindi gli anziani sono diventati un pensiero scomodo. Non dico per noi, perché come sai, per me l'anziano, io lavoro, quindi lavorare sia nella struttura, che è una struttura molto grande, ma io lavoro anche tanto nel territorio, io seguo tanti comuni e quindi vedo situazioni incredibili, come ho detto prima, e sicuramente ci dovrebbe essere un incremento. Là purtroppo ci sono dei limiti anche economici, perché i comuni fino lì arrivano a dare aiuti per queste persone fuori in territorio, purtroppo così. Quindi le prese in carico da parte dei comuni non sono così alte, hanno dei limiti di budget purtroppo. Sì, però è anche vero, dottoressa, e anche come direttrice dell'ISRA Treviso, che siete stati i primi ad aprire le porte di queste residenze alla comunità. Io mi ricordo, sono passati diversi anni, che ho intervistato proprio, che adesso è il ministro Nordio, proprio sui femminicidi, sulla violenza alle donne, a Zalivani, mi ricordo benissimo. E lui quella sera la prima cosa che ha detto è che ha evidenziato non servono nuove leggi, ma bisogna fare prevenzione. Cosa ne pensa, avvocato Tocchetto, soprattutto l'importanza anche di queste residenze che si aprono alla comunità, per fare comunità, per esporre i problemi? Importantissimo, prego. Sì, allora è importantissimo, sì, perché
Tra le altre cose, al di là della provincia in sé, proprio la città di Treviso ha un numero di anziani molto molto importante. È una città, non voglio dire una città anziana, però ha moltissimi anziani. Di questi anziani pochi stanno veramente bene, perché al di là di quello che diceva anche la dottoressa Marchetto, e forse di questo me lo può dire, quanti anziani vengono anche parcheggiati se riescono, perché magari hanno le possibilità economiche all'interno delle strutture e magari hanno anche pochi familiari che li vanno a trovare. Questo è un altro aspetto, cioè noi spesso ci dimentichiamo degli anziani anche come parenti, come persone che possono essergli vicini. Io potrei raccontare anche come amministratore di sostegno situazioni veramente che mi hanno lasciato un amaro in bocca, perché io ho dovuto prendere delle decisioni per l'anziano come amministratore di sostegno perché la famiglia di fatto non c'era. Quindi per quelli che sono proprio soli è un abbandono che la società non si può permettere di lasciare abbandonati a se stessi. Per molti ci sono anche delle famiglie che li hanno proprio abbandonati, e per questo quindi da un lato i servizi sociali, dall'altro proprio le strutture come l'ISDRA sono fonti importantissime per essere d'aiuto, perché ad esempio c'è anche l'assistenza domiciliare, giornaliera, diurna, e quello è molto utile perché l'anziano magari non è dentro alla struttura diciamo così della casa di riposo, ma viene aiutato con un servizio esterno o con un servizio diurno, che anche quello è di grande aiuto per risollevarsi e per riuscire in qualche modo ad essere parte integrante della società, perché la questione del mondo degli anziani è una questione, come dire, molto molto complessa, e ripeto, non sottovalutiamo che molti, anche in presenza della famiglia, sono abbandonati dalle famiglie stesse. Dispiace dirlo, a me ferisce tantissimo, a volte vado a casa veramente con l'amaro in bocca perché devo decidere io per le vite degli altri, quando magari in quel caso lì la famiglia ce l'avevano. Quindi l'aspetto è molto complessivo e tutti noi dobbiamo in qualche modo fare rete su questo. Allora, analizziamo un po' questo tema particolare e delicato che lei ha accennato, che è l'amministratore di sostegno. Io ricevo delle telefonate di persone che sono veramente arrabbiate perché è stato loro dato l'amministratore di sostegno e non lo accettano. Ecco, spieghi un po' come funziona questo amministratore di sostegno, perché voi siete addetti ai lavori, sapete, ma a casa, a mio avviso, conoscono poco, e può succedere a chiunque che una volta, chissà quando, ma può succedere, arrivi magari l'amministratore di sostegno. Qual è il ruolo e quando viene affidato? Prego, avvocato. Allora, l'amministratore di sostegno è una figura giuridica che ha preso molto piede negli ultimi anni. Che cos'è il compito dell'amministratore di sostegno? L'amministratore di sostegno deve aiutare la persona anziana oppure anche il giovane che è in quel periodo temporale un po' insomma non è in grado di gestire a se stesso nelle attività amministrative, che significa aiutarlo a fare delle diciamo così, delle attività bancarie, delle attività che servono nell'ambito amministrativo con i comuni. Quindi questo sarebbe di fatto il ruolo dell'amministratore di sostegno. È che questa figura sta diventando sempre più importante, perché nell'ambito appunto del suo ruolo non si può fermare strettamente ad aiutare la persona ad fare delle operazioni bancarie o ad andare in comune a farsi dei documenti, ma deve anche, come dire, supportarlo, io dico anche psicologicamente. Ricordiamo che gli amministratori di sostegno non è che nascono così, sono spesso dei professionisti chiamati che sono chiamati e sono iscritti ad un elenco che è depositato nei tribunali. Possono essere avvocati, ma anche psicologi oppure soggetti che comunque hanno un loro titolo. L'amministratore di sostegno però lo può fare anche un parente. Io molto spesso quando mi chiedono posso nominare amministratore di sostegno il figlio, il parente, io sono molto favorevole, perché è un soggetto che aiuta una persona anziana o meno anziana, ripeto, può essere anche un giovane, ed è un familiare. Ecco, spesso però bisogna capire che l'amministratore di sostegno è una parte imparziale che deve prendere le decisioni migliori per la persona che in quel momento là, che si chiama beneficiaria,
utilizza questa figura che, ripeto, peraltro è temporanea, può essere nominata ogni anno, fin tanto che non cessa la criticità del soggetto che ha bisogno del supporto tecnico. Ogni anno l'amministratore di sostegno deve fare una relazione al giudice e il giudice la deve approvare, quindi è una figura giuridica complessiva, ecco, non è un soggetto, come dire, che si impiccia degli affari tuoi, come spesso mi spiega qualcuno che magari non lo vuole, ma è invece una persona che affianca. Ecco, io per esempio porto un esempio senza fare nomi di una persona molto anziana, sopra i 90 anni, il quale un familiare aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno. Quando viene presentata quella richiesta, il giudice convoca la persona che dovrebbe avere l'amministratore. Nel caso del novantenne, ad esempio, il novantenne ha dichiarato che non lo voleva e si è dimostrato molto lucido e il giudice non l'ha nominato, quindi non è un'imposizione, si può discutere col giudice della figura che dovrebbe essere affiancata. Spesso però gli amministratori di sostegno fanno un ottimo lavoro, nel senso che affiancano per le pratiche burocratiche, ma anche per un aiuto psicologico se una persona si sente sola, oppure per prendere le decisioni migliori che possono essere prese. La dottoressa Marchetto, se è ancora in linea, sa bene che ad esempio io ho preso una decisione per una signora che viveva con una badante, l'ho inserita nella casa di riposo e mi pare che adesso in questo momento qua la signora stia molto meglio, anche se ha una grave patologia psichiatrica. Allora, avvocato Tocchetto, la ringrazio perché era un tema che volevo toccare proprio con lei, perché sono le telefonate che mi arrivano, io non posso mettermi in mezzo, lo dico chiaro e tondo, non sono una familiare, sono situazioni delicate, ecco, dovete rivolgervi ai servizi sociali o al medico di famiglia, perché io non posso intervenire assolutamente. Allora, adesso io vorrei chiedere invece alla dottoressa Marchetto che iniziative ci saranno. Inizia Natale, parliamo anche delle belle cose, ecco, cosa farete, perché so che veramente in queste residenze a Natale è una cosa bellissima, le addobbano, fanno i mercatini. Prego, direttrice. Così, quest'anno abbiamo pensato di fare degli addobbi un po' diversi, non il solito nostro villaggio. Ci sarà comunque qualcosa del villaggio. Io devo dire che abbiamo riaperto da poco il pomeriggio in compagnia, che è questa apertura della struttura del territorio, che vengono qui da noi 2 orette e mezza, per i 15 giorni, e incontrano con anziani sempre del territorio esterni, sono qui in un luogo facciamo attività, facciamo un po' di tutto, persone che hanno qualche lieve decadimento cognitivo, ne approfitto perché magari non tutti lo sanno. Questa è una cosa importante perché in confidenza c'è questo che la casa di riposo è un posto triste, brutto, si viene solo per morire, ma non è così, è tutt'altro, soprattutto per come la intendiamo noi, insomma, voi lo sapete bene. E questo è, come dicevamo prima, l'apertura al territorio. Adesso noi stiamo facendo anche, ne approfitto anche per dire questo, la telemedicina. Abbiamo un progetto con l'ULSS, l'unico in Italia, dove facciamo gli esami del sangue. Abbiamo creato un laboratorio qui interno alla struttura che si collega direttamente con il laboratorio dell'ULSS e facciamo i prelievi, gli esami qui, quindi in qualsiasi momento possiamo avere delle risposte per evitare anche che gli anziani vadano in ospedale, perché come si sa, l'anziano che va in ospedale, l'ospedalizzazione si potrebbe sicuramente evitare, è un anziano che ne gode di salute, perché quando vai in ospedale entri con una patologia e esci con 3, quindi è meglio che siano qui da noi, peraltro in un luogo dove in qualche maniera c'è Dottoressa Marchetto, rapporto giovani, ecco, residenze, ecco, le vostre residenze, perché siete state anche i primi ad aprire queste residenze alle scuole, i giovani, li ho visti molte volte, alla pet therapy, avete fatto tante cose importanti per far vivere, ecco, una situazione, diciamo, ecco, di gioia anche. Questi anziani con gli animali, quei giovani non li conoscono ma si abbracciano subito, si baciano, si accarezzano, ecco, le famose coccole. Prego, direttrice. Dall'iniziativa,
avevo ragionato da qui a Natale, ma le iniziative che facciamo sono tantissime. La Peterchi è appena terminata, proprio venerdì scorso, con dei festivali enormi, è una cosa un po' strana perché di solito si pensa ai cani, che abbiamo fatto fino in primavera con dei bellissimi cani, loro adorano gli anziani e gli animali. Abbiamo finito con questi pappagalli, anche questa è stata un'esperienza diversa, che hanno fatto, invece che partecipare esclusivamente per gli animali, hanno fatto proprio delle attività gli animali, quindi hanno costruito gli anziani delle mangiatoie, tutte queste cose per questi pappagalli, che era molto grande, una cosa un po' strana, devo dire, ero anche un po' titubante. Bello, bellissimo. Però abbiamo avuto una grande risposta. Molto bello. Devo chiudere, dottoressa, è volata questa ora, allora saluto anche Simonetti. Cosa ci dice? Che appello vuole fare Giuseppe Simonetti? Sentiamo questo fisioterapista cosa vuole dire. Sì, mi ricollego a quello che diceva la direttrice Roberta con i progetti che stiamo facendo nell'ultimo periodo. Oltre a fare progetti diretti con l'anziano, facciamo anche progetti con il personale mirati al benessere del personale, perché se il personale sta bene, lavora bene, direttamente ne beneficiano anche gli anziani. Bellissimo, bello queste. Ecco, un'altra cosa che non si sapeva, lavoriamo per tutta la comunità, per questa grande squadra che fa parte di questo ISRA, che se non ce l'avessimo dovremmo inventarlo, lo dico sempre, non lo dico adesso perché c'è la dottoressa Marchetto che mi conosce bene, o il dottor Pavà, ma perché è una realtà, bisogna visitare, entrare per vedere cosa succede all'interno di queste strutture e soprattutto tanto personale giovane. Quello che riescono ad avere sono veramente tanti giovani che fanno con amore questo lavoro, e questo va detto grazie anche alla direttrice, al dottor Pavà, a tutta questa squadra di educatori, ecco, veramente di persone che forse riescono a diventare la famiglia di queste persone, a volte anche troppo sole, e queste persone diventano i loro familiari. Grazie, grazie direttrice, grazie veramente dottor Simonetti. Grazie. Sentiamo come ci saluta l'avvocato Tocchetto. Avvocata, come ci saluta? Avvocata o avvocato? Non so mai come chiamare, uno dice avvocato, avvocata, non cambia, però sentiamo. Mi chiami pure Antonella, va, che è la cosa migliore, a me piace molto il mio nome, quindi anche se non è il mio vero nome. Anch'io ringrazio tantissimo l'ISRA, io sono molto debitrice con l'ISRA, sia per il mio lavoro ma soprattutto per mia mamma, che ha passato gli ultimi anni della sua vita all'interno della struttura, e non ho parole veramente per ringraziarli, perché sono stati degli anni molto tranquilli e molto belli, e mia mamma poi si è spenta serenamente, per cui li abbraccio tantissimo. Io mi associo, prego. Li abbraccio tantissimo e auguro insomma che ci siano delle buone festività per tutti, e ringrazio anche lei Mirella dell'invito, che è sempre molto cortese, soprattutto perché parla dei temi del sociale, che non ci sono tante trasmissioni che ne parlano, e invece il sociale è la voce più importante di questi anni, e purtroppo lo dico anche sarà per il futuro. Grazie, grazie anche all'avvocato Antonella Tocchetto, grazie, grazie, pubblicità. Grazie. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile centro incontinenza e stomie ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottor Santoro di essere qui. Ringrazio anche la dottoressa Paola Tombolato, vicepresidente Fines con delega per il Veneto. Buongiorno dottoressa, grazie veramente di essere qui. Allora spieghiamo perché qui Paola Tombolato, perché è molto importante quello che dirà, e soprattutto cos'è la Fines. Prego dottoressa. Io innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Finest è una partecipata da Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, ed è una partecipata pubblica il cui focus è quello dell'internazionalizzazione delle aziende nordestine. Fondamentalmente è una società che è al servizio di tutti gli imprenditori e tutte le aziende del nord-est. Abbiamo come focus chiaramente quello di aiutare le nostre aziende a esportare e soprattutto a creare la possibilità di avere un focus verso l'estero, in particolare verso i paesi dell'ex
polo URSS in particolare e sui paesi che sono toccati dal mare Mediterraneo. È una realtà che in realtà ho scoperto essere poco conosciuta ai più, ma dai nostri imprenditori è molto conosciuta. Fondamentalmente Finest nasce con una legge nazionale del 1991 e sta aiutando le nostre aziende da ben più di 30 anni a creare filiali all'estero, perché il nostro obiettivo è quello di make where you sell, sostanzialmente di far sì che le nostre aziende possano produrre anche all'estero per raggiungere in maniera più puntuale e con tempi inferiori i mercati esteri. Sappiamo com'è importante essere presenti e com'è importante essere avere tempistiche di produzione e di spedizione molto, molto brevi. Finest è una bellissima realtà, abbiamo investito e fatto più di 660 operazioni. Le maggiori aziende venete in particolare sono tutte quante coinvolte e sono tutte nostre clienti, e il nostro scopo sostanzialmente è questo: aiutare le aziende nordestine a far sì che riescano a esportare in primis e ad avere una loro location nei paesi dell'ex Jugoslavia e dei paesi toccati dal Mediterraneo. È una realtà meravigliosa. Io ormai sono vicepresidente per questo il mio secondo mandato. Vedete anche la mia giovane età, la Regione Veneto mi ha nominato e vedete come si cerca di far sì che anche le nuove leve diano il loro operato anche per quanto riguarda le imprese venete, ed è una realtà sostanzialmente meravigliosa. Allora, dottoressa, io volevo ricondurmi un attimo alle parole di Alessandro Minon, presidente proprio di Finest, che mi hanno colpito molto. Adesso le leggo. Allora, il presidente ha dichiarato: gli affari si fanno con tutti, ma tecnologie e produzione strategica vanno tenuti sotto controllo. È utile anche ridurre le distanze tra produzione e mercato, come il blocco del canale di Suez ha confermato. È un fatto, il mondo è cambiato, rimarca sempre il Presidente, in un contesto molto importante. Ecco, perché queste parole, secondo lei, dottoressa Tombolato, che fanno capire, ecco, come vi siete veramente proiettati anche in situazioni anche delicate. Vediamo ad esempio le guerre che stanno succedendo, eppure ci siete, prego. Noi cerchiamo chiaramente di aiutare le imprese e soprattutto cercare di esserci nel momento in cui, come ha ben detto, è un momento di crisi economica e finanziaria, soprattutto per tutti i nostri paesi, per il nostro paese in particolare e anche per il Triveneto. È importante esserci perché quello che noi produciamo, il modo nel quale noi produciamo è fondamentale e soprattutto non lo riescono a far tutti, ed essere presente nei vari paesi in questo momento significa riuscire a esserci anche successivamente alla crisi, d'accordo? In più c'è un'altra cosa da dire, ovvero noi come società pubblica, come azienda pubblica, abbiamo l'obbligo di essere a fianco alle nostre aziende, in particolare nei momenti complicati di crisi che purtroppo in questo momento sta imperversando tutta la nostra area geografica. Quindi anche il fatto della tecnologia, eccetera, noi dobbiamo continuare ad investire per far sì di essere sempre competitivi, di essere presenti nei paesi esteri, per poter poi riuscire, chiaramente producendo lì, a essere anche ad essere proprio un ciclo produttivo completo e creare valore aggiunto non solo per le aziende italiane che produce nei paesi esteri, ma anche a dare un valore aggiunto anche nei paesi in cui si svolge l'attività. Quindi, allora, dottoressa, io la ringrazio con quanta semplicità ha cercato di spiegare anche cose difficilissime che non conosciamo, perché non ce lo dicono, gli addetti ai lavori le sanno, però io sono convinta che questa trasparenza sta cercando di far capire, perché questa creatività che abbiamo ce l'abbiamo solo noi, ce l'abbiamo nel DNA, non c'è niente
niente da fare, possono copiare, ma quello che abbiamo noi è nostro e nessuno può copiarlo, però forse queste aziende, come dice lei, dovevano essere accompagnate di più anche in tempi non sospetti. Ecco, per me il grande guaio è stato questo, quando queste aziende in buona fede, io mi ricordo, parliamo di anni fa, aprivano le loro porte specialmente alla Cina, ecco, serviti e riveriti, poi questi quando hanno capito com'è prendevano queste po' di genialità, chiamiamolo così, che sono i nostri macchinari, come il modo di lavorare che abbiamo, se lo portavano, lo copiavano, poi ciao. Ecco, forse c'è stato un anello mancante, non c'è stato l'accompagnamento adeguato a queste realtà meravigliose che abbiamo e avevamo nel nostro territorio, dottoressa. Li abbiamo lasciati un po' soli, queste associazioni di categoria, lo dico io, non lo dice lei, che dovevano fare qualcosa di più, perché questi capitani di industria lavoravano, creavano comunità, facevano le case per i loro operai, però c'era un qualcos'altro che stava emergendo, che si evolveva, la globalizzazione, la tecnologia, ma non sono stati accompagnati. Ecco, pochi sono riusciti a resistere, o sbaglio, dottoressa? Guardi, in realtà le aziende più strutturate in realtà sono riuscite a cavarne anche degli ottimi risultati. Chiaro, ovviamente la necessità di essere accompagnati da un partner come noi che ha supportato e soprattutto accompagnato le aziende. Infatti le aziende che hanno effettuato le operazioni insieme a Finest sono aziende che nel tempo si sono strutturate e soprattutto si sono molto ingrandite. Perché? Perché in realtà avere un partner come noi istituzionale che ha i contatti giusti, fa vedere alcune cose che magari gli imprenditori non tengono conto, diciamo che avere noi come spalla per riuscire ad aprire filiali estere oppure per essere accompagnati a produrre anche verso l'esterno, perché in realtà sapete benissimo come è necessario fondamentalmente ripartire quelli che sono i rischi da parte degli imprenditori nei vari mercati. Diciamo che noi diamo un valore aggiunto a quello che è l'attività degli imprenditori che vogliono espandere la loro produzione verso mercati esteri, chiaramente, il che dà sia un valore aggiunto nei paesi in cui si va a produrre, ma anche le case madri, quindi le aziende italiane ne traggono profondo beneficio sia a livello di economie di scala, di costi, sia come immagine e soprattutto solidità patrimoniale delle stesse. Ma è molto importante. Sentiamo anche cosa dice il dottor Giulio Agnello Santoro, invece responsabile centro incontinenza e stomia US2 Marca Trevigiana. Invece voi fate l'accompagnamento, ecco, è un'altra realtà la vostra, ma sempre di accompagnamento abbiamo bisogno, sia che sei un'azienda che sei una persona fisica. Sì. E come commenta le parole della dottoressa Tombolato, che scopriamo delle realtà molto importanti? Sì, intanto io volevo salutare la dottoressa Tombolato e farle i complimenti per il grande lavoro che fa e che è confermato visto che è al suo secondo mandato. Lei ha parlato di tecnologia, ha parlato di creatività e sono due parole fondamentali e cruciali che noi viviamo anche per quello che riguarda la nostra attività medica e scientifica, dove la creatività e la tecnologia devono necessariamente avanzare insieme. Non sono un economista, però qualcosa di economia insomma, l'ho studiata e anche la studiamo anche per la direzione del centro appunto che di mia responsabilità lì a Treviso e anche lì, anche in economia c'è sempre talvolta il timore di confrontarsi con la tecnologia. E ricordo c'è un grande economista che è Adam Smith, un economista del 1800, e questo mi ha sempre colpito. Ha detto, anche se ho un operaio il più bravo possibile, specializzato nel costruire uno spillo, però questo operaio deve iniziare dall'inizio alla fine la fabbricazione di uno spillo, in un giorno ne farà 1 o 2. Ma se noi prendiamo, e quindi 10 operai faranno 10 spilli, ma se noi prendiamo 10 operai e li mettiamo in serie e cerchiamo di dare ognuno un compito ben preciso, non produrranno 10 spilli, ma ne produrranno 40.000. Cosa vuol dire? Che il lavoro in team, il lavoro con la tecnologia, con le macchine, allora c'era tanta paura della industrializzazione, perché c'era la paura di perdere i posti di lavoro. Le macchine ci sostituiscono e noi operai come lavoriamo? E allora, come diceva la dottoressa, no? La paura di andare all'estero e allora noi qui in Italia non lavoriamo più, perdiamo posti di lavoro.
no, è una ulteriore apertura di creare nuovi sbocchi, nuovi mercati e aumentare e incrementare i posti di lavoro. Allora, come viviamo noi? La tecnologia, e si va verso il robot, una tecnologia sempre più sofisticata. Non c'è più bisogno dei chirurghi, non ci sarà più bisogno dei chirurghi perché il robot farà. C'è sempre la necessità di avere l'uomo dietro. Perché? Perché la macchina non va avanti se non c'è la creatività dell'uomo e se non c'è questa simbiosi tra quello che è l'attività dell'uomo e quella che è l'attività della macchina, che devono viaggiare di pari passo. Non possiamo mai noi opporci al progresso, perché è il progresso che ci porta ulteriormente avanti. Ogni giorno noi, sono andato anche recentemente a congressi, vedo nuove interventi chirurgici, vedo nuove proposte che vengono fatte, che chiaro poi devono essere convalidate dall'esperienza sul campo. Però il progresso è in continua evoluzione e le industrie vanno avanti perché c'è la mente, la proposta dell'uomo, del chirurgo, del medico di costruire cose nuove, di inventare, di introdurre. E quindi la creatività, mi è piaciuto tantissimo quello che diceva la dottoressa, la creatività che si associa al rapporto con l'industria che crea e che porta all'evoluzione. Ecco, ad esempio, dottor Agnello, l'intelligenza artificiale, ecco, è una cosa veramente che sentiamo, ma ci spiegano anche molto poco. Cos'è questa intelligenza artificiale? Fin dove posso, ecco, cercare di arrivare con questa intelligenza artificiale? Ecco, lei cosa ne pensa? Io credo molto dell'intelligenza artificiale. Io sempre sono amante delle innovazioni, del progresso, dell'evoluzione, per cui è un qualcosa in cui ho già anche in parte lavorato sull'intelligenza artificiale, sto lavorando. È fondamentale, faccio un esempio. Noi una delle diagnostiche che facciamo nel nostro centro in continenza è la diagnostica ecografica del pavimento pelvico, dove c'è dietro la macchina, l'ecografo, c'è dietro il medico. Ora l'intelligenza artificiale cos'è? Su cosa stiamo lavorando? Sul creare delle banche dati da immettere all'interno della macchina, sicché quando si esegue un esame la macchina dà già un risultato, confrontandosi con questa enormità di dati immagazzinati in essa, di dare un'immediata risposta e un'immediata diagnosi, che poi dopo si confronterà sempre con il parere del medico. E questo aiuta tantissimo a diminuire i rischi, a diminuire gli errori, ad aumentare l'accuratezza diagnostica. Intelligenza artificiale. Sentiamo come commenta la dottoressa Tombolato. Prego, dottoressa. Beh, innanzitutto la questione dell'intelligenza artificiale è un tema un po' che in questo momento sta prendendo un po' piede anche in tutte le aziende, perché in realtà ricordiamoci che ogni opportunità ci sono problematiche, ma può essere anche una nuova opportunità da un punto di vista anche imprenditoriale. Diciamo che l'utilizzo della risorsa umana secondo me è indispensabile e soprattutto indifferibile rispetto alle nuove tecnologie che stanno avanzando in questo momento. Quindi non dobbiamo prendere paura di quelle che possono essere, di quello che è l'innovazione tecnologica, anzi dobbiamo essere in grado di gestirle e di trarne nuove opportunità, soprattutto nuove modalità anche di lavoro, perché chiaramente se da un punto di vista operativo può esserci un aiuto a quello che è il lavoro fisico, dall'altro lato possiamo fondamentalmente trovare altre modalità di lavoro, altri lavori, perché ricordiamoci che in questo momento le aziende, da quanto riportato anche dai vari indagini di Confindustria, Appindustria e tutte le associazioni di categoria, c'è una grossa richiesta di operai specializzati. Ricordiamocene, e in questo momento non si riescono a trovare. Dottoressa, e la formazione dove la mettiamo? Perché sì, vogliamo operai specializzati, ho capito, ma perché non si è pensato in tempi non sospetti che serviva la formazione? Perché noi chiudiamo sempre la porta quando i buoi sono scappati, dottoressa. E adesso cosa facciamo? Allora abbiamo questi, come li chiamano, diversi, non so il perché, che sono rinchiusi
istanze che qualcuno dovrebbe andare anche a visitare per vedere ragazzi di 18-25 anni, io parlo anche con loro, dottoressa, e non è vero che non sanno fare niente, loro sanno lavorare nel loro modo, con i loro mezzi, quelli che sono stati abituati, ma no che non sanno lavorare, però non si fa formazione, si dice solo non si possono impiegare, ma se andiamo avanti così queste grandi aziende come faranno a rimanere in piedi per quanta tecnologia, per quanto supporto di robotica e tecnologia, ma non ce la faranno. E allora come la mettiamo, dottoressa Tombolato? Le aziende in questo momento al proprio interno stanno creando dei veri e propri academy. Se le aziende più strutturate, se avete modo di contattarle, eccetera, vedrete come molte di queste, viste le necessità che si stanno venendo avanti anche da un punto di vista di ricerca e di reperimento di risorse, di capitale umano, viene proprio chiamato capitale umano, stanno creando al proprio interno dei centri di formazione e quindi nel periodo anche di praticantato o di apprendistato stanno creando dei veri e proprie scuole al cui interno fanno formazione, non solo al proprio interno nelle imprese. Regione Veneto ha ad esempio fornito anche la Comunità Europea dei fondi per i quali consentire la predisposizione di corsi di formazione per formare i ragazzi e chi ha intenzione di svolgere un'altra tipologia di attività. Quindi non è vero che non si sta cercando di fare qualcosa, quello che è importante è cercare l'opportunità, non può essere l'opportunità che ti viene calata dall'alto. Ma sa la dottoressa Tombolato che se non lo dice lei non ce lo dice nessuno che stanno facendo questo? No, glielo dico perché è quello che si sente in giro, per fortuna che lei l'ha detto, non è vero, stiamo cercando, abbiamo avuto anche dei supporti molto importanti anche dalla Comunità Europea. Dottor Santoro. Allora mi riallaccio a quello che diceva la dottoressa e quindi pur essendo in campi completamente diversi, poi alla fine si lavora sempre nello stesso modo. Ora, lei parlava di Academy, noi abbiamo creato la Pelvic Academy, che è una nostra proprio piccola iniziativa e creazione da un anno, e questa Pelvic Academy, che poi è un sito internet, su questa Pelvic Academy noi facciamo formazione per tutto il mondo, da Treviso, dal nostro centro in continenza, dove io ogni anno organizzo dei corsi internazionali e quest'anno a marzo organizzerò il 25esimo corso per far capire la storia da quanto siamo partiti, quindi veramente da oltre un ventennio, dove da tutte le parti del mondo vengono qui a Treviso per imparare le tecniche ecografiche che io ho sviluppato. E quelli che non riescono tramite la Web Academy, no? Tramite questa Pelvic Academy online, hanno possibilità di fare esercitazione e fare pratica. È vero, è fondamentale la formazione, non ci si può improvvisare. Quindi sì. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signor Mirella, lei e suo ospite. Buongiorno, io sul fatto della tecnologia, questa ultima tecnologia, io vedo un futuro non nero di più, per semplice motivo, perché si perderanno tanti posti di lavoro, non che si creeranno posti di lavoro, perché lo stiamo già vedendo nei centri commerciali che le cassiere stanno sparendo un po' alla volta, perché ci sono le casse automatiche, quindi già sono dei posti di lavoro che andranno a finire purtroppo. Quindi la tecnologia purtroppo sì ci vuole, però ci vogliono anche posti di lavoro, altrimenti sarà un futuro che lavoreranno i computer, noi saremo a casa a fare che? A mangiare che cosa? Il computer, la tecnologia? Purtroppo secondo me dovrebbero arrivare alla tecnologia fino a un certo punto, perché l'abbiamo visto con gli anni. Prima c'erano le videocassette, i CD, i DVD, adesso questi sono spariti, perché se tu vuoi vedere un film lo vedi nei computer, se tu vuoi sentire la musica la senti nei computer, quindi già sono dei posti di lavoro, chi faceva i CD, chi li creava, chi li vendeva, che sono spariti purtroppo, quindi io alla tecnologia non la odio, infatti pensi che io ho un telefono degli anni 90, quindi non comprerò mai un telefono di ultima generazione, finché sarò vivo avrò sempre telefoni quelli di una volta, perché odio la tecnologia purtroppo.
La ringrazio signora Mirella e buongiorno. Grazie, ho sentito anche le riflessioni di Sebastiano. Prego dottoressa Tombolato, come commentiamo soprattutto le imprese che cercano di ridurre i rischi nonostante queste guerre, queste turbolenze che ci sono nel mondo, perché voi siete nel mondo, noi siamo nel mondo, bisogna anche dirlo perché ci siamo, Prego dottoressa. Noi assolutamente siamo nel mondo, sono anni ormai che si cerca di essere presenti soprattutto e di far sentire la nostra voce, soprattutto da un punto di vista imprenditoriale, far vedere la nostra modalità di lavoro. Ribadisco, la tecnologia deve essere vista come un'opportunità, non come uno spauracchio. Purtroppo non dobbiamo nasconderci, mettere la testa sotto la sabbia, perché la vita è fatta di evoluzione. Noi siamo degli animali in continua evoluzione e quindi dobbiamo considerare che la tecnologia possa essere a nostro servizio e ricordarcelo soprattutto, perché adesso riprendiamo il collegamento. Dottor Santoro. Sì, volevo in effetti ribadire anche quello che avevamo già detto. Non bisogna avere paura della tecnologia. Questa osservazione, perdiamo i posti di lavoro, è quella che era stata fatta, e ritorniamo indietro all'epoca delle rivoluzioni industriali, dove introduciamo il motore, introduciamo le macchine e gli operai, i contadini non lavorano più. Abbiamo visto che non è così, cambia il rapporto. Ma questo non vuol dire che noi possiamo o dobbiamo frenare la tecnologia per paura che questo faccia cambiare o faccia diminuire il capitale operaio impiegato. Non è così. La tecnologia è al servizio dell'uomo per aiutarlo, per migliorare, per riuscire ad andare in un progresso sempre più avanti. Se ci si ferma vuol dire non avere progresso. Allora è necessario l'uso sapiente, l'uso razionale, non irrazionale. Ma il progresso non si può fermare. Assolutamente. Adesso allora la porto a Belluno, dottor Santoro, andiamo a vedere l'ULSS incontinenti e stomizzati e poi lo commentiamo. Sì. L'incontinenza è una patologia che incide sulla qualità della vita della persona con un impatto importante sia sul piano psicologico che familiare e sociale. La casistica dice che il disturbo, che colpisce equamente entrambi i sessi, è considerato tra le 5 patologie più diffuse al mondo. Di incontinenza e di istomia, cioè dell'apertura chirurgica creata in caso di necessità, si parlerà sabato prossimo in Piazza dei Martiri a Belluno in occasione dell'arrivo del camper che sta facendo tappa nelle principali città del Veneto per sensibilizzare e informare la popolazione. È una patologia che va sempre ben studiata prima di proporre qualsiasi tipo di trattamento, perché ci sono 2 tipi di incontinenza. L'incontinenza urinaria da urgenza può essere trattata farmacologicamente oppure con piccoli interventi endoscopici. L'incontinenza da sforzo può essere risolta impiantando piccole benderelle che si integrano completamente con i tessuti umani. Questo tipo di patologia colpisce una grande fascia di età, si va dai 20 sino agli 80 anni e la prevalenza a livello della popolazione maschile è intorno al 3%. Mentre a livello della popolazione femminile raggiunge il 20%. L'iniziativa di sabato prossimo si pone l'obiettivo di promuovere l'informazione e un corretto approccio alla patologia per aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e i percorsi di cura. La campagna Incontriamoci è una iniziativa organizzata da ULSS Dolomiti con le associazioni regionale e provinciale degli incontinenti e stomizzati. Ecco, incontriamoci, dottor Santoro, quanto è importante questa parola, ma soprattutto conoscere, non aver paura di trattare temi delicati. Fino all'altro giorno, ma anche adesso, se ne parla molto poco, a mio avviso. Sì. C'è questa vergogna di parlare della situazione che ti trovi, appunto, avendo subito anche degli interventi anche importanti. Prego. Sì, incontriamoci è lo slogan che noi a Treviso abbiamo coniato e che adesso è così diffuso fortunatamente in tutta non solo la nostra USL, ma in tutta la regione Veneto, ed è una parola su cui noi abbiamo molto riflettuto per il significato. L'unire l'incontinenza con incontriamoci, con il significato della parola incontrarsi, cioè di trovarsi noi come personale sanitario e associazioni pazienti con i pazienti stessi e con la cittadinanza. Per cui
questa parola è stato il nostro slogan e ormai la portiamo avanti con grande fierezza, perché come tu dicevi ancora la parola fa un certo senso di spavento addirittura o di imbarazzo. Ieri ho visitato una paziente nell'ambulatorio e per capire che aveva un problema di incontinenza è stato difficile farle uscire questa parola, perché girava, sì, no, ma ce l'ho, qualche perdita, ma non è proprio veramente incontinenza, perché... E ho detto, signora, non abbia paura. E qui nel centro, che noi abbiamo attribuito il terzo livello, proprio perché è venuta per cercare di risolvere un problema, non deve avere paura di nasconderlo, perché c'è bisogno di parlarne. Però, dottor Agnello, mi scusi, se io non la invitavo e il dottor Benazzi autorizzasse anche queste informazioni, ecco, di venire qui anche in trasmissione a parlarne, sarebbero un po' dei tabù e a casa farebbero fatica a capire. Invece abbiamo la fortuna di avere queste eccellenze come lei, e va detto, nel nostro territorio, però dopo abbiamo anche queste eccellenze che non riusciamo a collegarci perché non c'è la connessione giusta. Siamo nel mondo, io mi collego con l'Australia, qua volevo chiederlo alla dottoressa Tambolato e dopo collegarmi a Feltre magari non ci riesco, tanto per capire come siamo presi. Ecco, anche qua secondo lei si dovrebbe fare un passo in avanti, perché noi abbiamo le menti, abbiamo questi geni, ce li abbiamo, però è meglio che vadano all'estero perché forse riesco a collegarmi meglio anche a livello economico. Ecco, com'è la situazione? Ecco, come vede questi cervelli veramente importanti, specialmente anche nella sanità, che se ne vanno? Abbiamo avuto ieri il professor che ha detto di statistica, se ne vanno in molti purtroppo. Allora, innanzitutto volevo, tu mi hai chiesto come mai ancora non se ne parla tanto e volevo ringraziarti per l'ennesima volta e non lo smetterò mai di ringraziarti per l'opportunità che ci dai di essere in trasmissione e quindi di raggiungere tutta la regione per parlare di questo tipo di problema. E tu sei l'emblema, no? Con anche il tuo associazionismo in cui credi tanto, proprio di non avere paura, cioè di affrontare le cose, e il termine che tu spesso usi, diversamente abili, non disabili, diversamente abili. Diversamente agili. O agili, ecco, questa è una cosa fondamentale. Quindi noi sappiamo che è ancora un tabù, che parlare di incontinenza ancora dà imbarazzo, ma noi non abbiamo vergogna, non abbiamo paura, e se andiamo in piazza con questa campagna, con i camper, è proprio per portare questo tipo di messaggio. Noi della USL e adesso anche la USL 1 Dolomiti, che in piazza vanno a incontrare la popolazione, e devo dire che però dei frutti ce li ha portati, perché io inizialmente quando ho incominciato a seguire questo settore vedevo pochissimi pazienti, ma non che non ce n'erano, ora sono aumentati, no, quelli che c'erano non venivano, diciamo, a parlarci, non venivano a incontrarci. Adesso abbiamo aumentato i numeri perché siamo passati da 1 milione di visite l'anno a 10.000 visite l'anno, perché è frutto proprio di questa campagna di informazione che abbiamo fatto. Ma voi siete riusciti a fare quella cosa importante, non devo essere solo all'interno dell'ospedale, devo proiettarmi dove trovo le persone, e dove le trovo le persone nelle piazze, nei centri storici. Certo. E che forse questa libertà di avvicinamento è molto più facile, ecco, e mi incuriosisce, vado a vedere, prendo l'opuscolo, me lo porto a casa e conosco la realtà. Perciò avete fatto un passo in avanti nonostante la tecnologia, ma bisogna anche incontrare le persone. Prego. Certo. No, è giustissimo, perché la campagna Incontriamoci è solo una delle iniziative che abbiamo fatto. Incontriamoci è nata con il camper, quindi il camper che si muove e che di piazza in piazza va a incontrare la popolazione. Abbiamo fatto già tanti incontri, ma abbiamo avuto anche tante altre iniziative. Di comune in comune siamo andati a incontrare con delle piccole seminari, delle piccole riunioni di un'ora e mezza, dove andiamo nei comuni e abbiamo sempre avuto l'apertura dei comuni, che hanno mostrato sempre una grandissima sensibilità per incontrare e spiegare realmente. E l'ultimo che abbiamo avuto è stato a Vittorio Veneto, che è stato bellissimo, ci hanno addirittura dato la sala lì nel museo della Grande Guerra, una sala bellissima che non ho mai visto, con dei dipinti importantissimi, che era piena quella sera.
E quindi un'altra iniziativa. Per non parlare del teatro, il teatro per non parlare del del teatro dove abbiamo avuto 2 anni fa, ma adesso stiamo ripensando a rifare un'altra serata. Te la lancio visto che è venuta talmente bene, sì, esatto. Allora facciamo un'altra piramide molto bella. Esatto, quindi non siamo rinchiusi nel nostro centro aspettando che la gente venga, perché abbiamo capito che almeno per quello che riguarda noi e per quello che riguarda questo tipo di patologia dobbiamo andare noi incontro alla gente. Allora, è tornata con noi la dottoressa Paola. No, niente, è caduta ancora, niente, non riusciamo a fare il collegamento. Ecco, questo dimostra la difficoltà che abbiamo anche noi a fare la connessione, perché siamo grandi nel mondo, ma come connessioni non siamo. Io mi collego con l'Africa, con l'Australia. Dottoressa, è tornata? Sono tornata. Bene, dottoressa, siamo nel mondo, ma come connessioni in Italia lasciamo perdere. Dicevo, mi collego con l'Africa, con l'Australia, non cade mai la linea, mi collego con Feltre, cade sempre la linea. Allora, dottoressa, strada da fare ce n'è tantissima, però l'importanza è capire, ecco, la qualità di quello che ha spiegato molto bene la dottoressa Tombolato, è di esserci, ecco, di capire che nel territorio hai un punto di riferimento importante che può accompagnarti, non lo sai fare, non sei all'altezza, ti accompagno. Questo è fondamentale, è un messaggio veramente positivo che sta dando, dottoressa, e la ringrazio. Prego. Noi in realtà il nostro scopo è quello di accompagnare gli imprenditori, di essere davvero uno strumento di supporto, ma non solo da un punto di vista di know-how, cioè di come riuscire ad essere all'estero, ma anche da un punto di vista finanziario. Infatti Finest in realtà nasce come finanziaria, ma non è una finanziaria fine a se stessa. Noi partecipiamo nel capitale delle nuove società estere, dando anche finanziamenti, quindi cerchiamo di essere davvero, oltre ad un supporto da un punto di vista di come fare siamo anche un supporto da un punto di vista finanziario. Il nostro scopo è essere vicino agli imprenditori, a fare un passo in più, a riuscire ad esserci nei vari paesi all'estero, perché come sappiamo fare le cose noi, nessuno le sa fare, lo sappiamo benissimo. Il Made in Italy è famoso nel mondo e quindi c'è la necessità di essere presenti, sempre e comunque. Ma dottoressa Tombolato, io quando vado a Venezia, mi scusi se glielo dico, ma rabbrividisco nel sentire che abbiamo Murano e Burano dei fiori all'occhiello incredibile, che non ce la fanno più a stare a galla, e dopo mi trovo i prodotti cinesi in piazza San Marco. Ecco, i cristalli, i merletti. Allora forse capisco che questa via della seta ha preso una direzione completamente diversa da quella che doveva essere, perché chi può fare un merletto di Burano come lo vediamo a Burano e come lo tessono a Murano, pure il vetro? Ecco, forse questo accompagnamento non c'è stato, noi abbiamo questa meraviglia che non è stata veramente supportata nella maniera giusta. E siamo nella città più bella del mondo, la città più grande del mondo, dove vedo i cinesi che vengono a acquistare, infatti in queste grandi boutique, ve lo dice la Mirella, per chi non va, sono solo loro che acquistano, prendono questi borsoni, se li portano a casa e poi rifanno queste meraviglie che si creano in Italia. Ecco, anche questo, dottoressa, lei cosa vorrebbe dire alla politica, visto che lei sta cercando di far capire l'importanza di questo Made in Italy anche nel mondo, perché ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno loro, dottoressa, ma un po' alla volta stanno arrivando anche qua e ce lo fregano completamente. Le nostre aziende rimangono le carcasse e si portano via la polpa. Prego, dottoressa Tombolato. Beh, io posso dire semplicemente una cosa, io devo ricordare a tutti gli imprenditori che loro sono una risorsa per il nostro paese, non solo per loro, chiaramente perché il loro talento da parte del paese e del sistema Italia deve essere valorizzato, perché senza gli imprenditori e quelli che è la nostra creatività, il nostro know-how e quello che appunto è diventato famoso, il nostro Made in Italy, il nostro paese non va da nessuna parte. Quindi in primis ci deve essere un occhio attento da parte della politica a protezione anche degli imprenditori, perché anche l'imprenditore ha necessità di essere in qualche modo protetto, non solo nella sua attività, ma anche nei prodotti che egli stesso produce anche all'estero, perché c'è la necessità anche di questo. Dall'altro lato ci deve essere anche un occhio attento da parte del sistema paese a quelle che sono invece
i paesi esteri che vengono ad investire in Italia, e come ben rappresentavi, quelli che sono appunto la popolazione cinese. In questo momento fai riferimento a Venezia e quindi a quelli che alla produzione di quelli che sono l'oggettistica del turismo. Dobbiamo cercare di salvaguardare quello che è il prodotto italiano. Facevi riferimento alle merletti, sono fondamentali, e soprattutto senza le nostre signore che appunto creano i merletti di Murano, non li crea nessun altro, è un tesoro da proteggere e da coltivare. Difatti è anche la produzione a mano del merletto, sentivo che pian pianino, insomma, dobbiamo far innamorare anche i nostri giovani delle nostre tradizioni, di quello che noi sappiamo fare, e questa è una cosa che spetta non solo a noi come soggetti, come cittadini, ma spetta chiaramente anche alla politica riuscire a creare. Senta, dottoressa Tombolato, ormai mancano pochi minuti, ma è una domanda che lo devo fare. Ma non è che dobbiamo portare questi giovani, oltre a fargli visitare la Tour Eiffel o l'Inghilterra, di portarli anche nelle aziende a vedere, a toccare con mano quelle che sono le nostre realtà? Perché ho capito la didattica, ma non si vive mica solo di didattica. Questi vogliono essere intrigati, vogliono vedere, poi sono curiosi questi giovani. Avete visto cosa sono riusciti a fare in pochi giorni, quanti sono scesi in piazza? E la politica se è andata da un'altra parte perché aveva paura. Però loro c'erano, in pochi giorni hanno creato il mondo. Gli stessi organizzatori sono rimasti impressionati perché loro ci sono, loro vogliono essere protagonisti, loro sono curiosi. Basta vedere con la robotica, io li ho avuti ospiti, dottoressa, cosa riescono a fare. Hanno una manualità che è incredibile. No, i giovani non sanno fare niente. Prego, dottoressa Tombolato, 1 minuto e mezzo perché poi devo chiudere. I nostri giovani sono la nostra risorsa, noi dobbiamo valorizzarli, non dobbiamo dire che i ragazzi di oggi non sanno fare niente, anzi hanno dei talenti e delle opportunità che la nostra generazione non aveva, quindi dobbiamo guardare i nostri ragazzi come una risorsa da far crescere, e soprattutto dobbiamo farli innamorare di quello che è i nostri prodotti tipici nella nostra attività e di quello che noi facciamo, perché ricordiamoci che i nostri ragazzi sono il nostro futuro, e il futuro dei ragazzi non è futuro prossimo, è anche adesso la proprietà dei ragazzi, anche del presente, quindi ricordiamoci che i ragazzi devono essere innanzitutto aiutati, supportati, accompagnati e far conoscere loro quelle che sono le bellezze del nostro paese e che queste bellezze devono essere dagli stessi tutelati. Grazie alla dottoressa Paola Tombolato, vicepresidente Fines con delega per il Veneto. Dottor Santoro, come ci saluta? Un minuto. Sì, anch'io volevo parlare dei giovani, ed è fondamentale che noi trasferiamo la nostra passione ai giovani e alle nuove generazioni. Quindi le nuove generazioni sono realmente il nostro futuro, ma non possono camminare da sole, e quindi è necessario, come diceva la dottoressa, che vengano accompagnati, che vengano consigliati, che vengano seguiti, e questo passaggio è fondamentale. Però la cosa più importante che dicevi tu, utilizzi sempre delle parole fondamentali, la curiosità, come nei giovani ci sia questa curiosità di vedere, di fare, e noi dobbiamo proprio spingere e incrementare questa curiosità che va fatta sul campo, e anche noi abbiamo tanti specializzanti, tanti giovani dottori che vengono e a cui diamo la possibilità di fare, di vedere, di iniziare a realmente rendersi conto di questo rapporto con il paziente, e non solo con il rapporto con i libri e con una didattica che spesse volte invece non appassiona e diventa faticosa. E con queste parole ringraziamo anche il dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile Centro Incontinenza e Stomie ULS 2 Marca Trevigiana. Ringrazio ancora la dottoressa Paola Tombolato, vicepresidente Fines con delega per il Veneto. Ecco, spero di mettervi anche assieme, di scambiarvi i numeri, perché penso che siano realtà che devono fare dei percorsi assieme. Questo lo penso io, non so se penso male, ma penso che sia giusto, perché abbiamo delle eccellenze del territorio che devono fare anche a più squadre, più rete. Grazie a voi, la posta di Mirella.